Eccoci. Ciao ragazzi, mi hanno detto che doveva cominciare il più anziano, quindi sono entrato, classe 2003, sono Gaffa e oggi vi porto un po' della mia musica, ci saranno inediti che ho scritto, sono venuto come potete sentire da Milano, quindi insomma non ho fatto poi un grande viaggio per arrivare qui, ma sono davvero contento di esserci. Vi presento subito il primo brano, un brano che si chiama Dettagli e parla del futuro. Spesso noi ragazzi, si dice che noi abbiamo tutto abbiamo ogni tipo di comodità e che per noi sia facile affrontare sta vita, però la verità è che le comodità ci disorientano, perché poi ci mettono davanti a quanto sia difficile realmente raggiungere i nostri obiettivi. E questo è un po' il significato per me di Dettagli. Buona serata. Grazie, grazie, grazie. Questo era il primo brano fatto su base, ma dovete sapere che io, grazie Ugo, grazie mille, io suono la chitarra, almeno ci provo, quindi ci saranno dei cambi improvvisati questa sera e vi presento il prossimo brano, un brano che presento sempre come il più bel brano d'amore mai scritto, perché l'ho scritto per mio papà. E parlo di un momento difficile, ma credo che la canzone sia bella, perché sia bella e soprattutto sia felice nella sua tristezza, perché forse è proprio dalla tristezza che si capisce quanto realmente si vuole bene a una persona. Dai, va. Cambia tutto quanto in casa, c'è troppo spazio, ora che siamo in quattro, non ti vedo affatto, giochi nascondino,
la mia storia, è bello condividerla con voi. E adesso, grazie mille. Vi dico la verità, sono molto emozionato perché veramente è proprio bello venire da Roma a condividere la mia musica con persone che probabilmente non avrei mai incontrato nel corso della mia vita, quindi ci tengo davvero a ringraziarvi. E a proposito di grazie, a proposito di doni, vi presento il prossimo pezzo, che si chiama Il Dono, e fortunatamente sono davvero contento di poterlo dire, sarà la sigla per il prossimo anno e chissà, magari anche i successivi di Riso fa buon sangue. Quindi prima volta in assoluto che la presentiamo live, Il Dono. Questa si potrebbe battere le mani, tipo per esempio. I muscoli di corpo ma faccio palestra, perché tengo tutti i pesi dentro la mia testa, ma davvero non posso sorreggerli molto. Ho fatto amicizia con la monotonia, stare solo mi aiuta, se a volte stressa, è difficile da dire, ma ho bisogno di ridere, senza un motivo preciso, soltanto perché ho scoperto il dono di essere leggero. È facile star bene se restiamo insieme, offrendoci tutto in cambio di niente. Non avrò paura di restare solo, perché ho scoperto cos'è il dono, perché ho scoperto cos'è il dono. Offriamoci tutto in cambio di niente. Non apprezzo il valore del tempo in buona compagnia, e non esiste la magia ma qualcosa di simile. Oltre ogni limite si nasconde un nuovo traguardo. È bello quando insieme diventa soltanto un nuovo pretesto per il pretesto, per i contesti, essere contento e scrivolare eccezione più vera di sempre. Coniugo la vita al presente perché c'è troppo tempo per vivere e poco per essere. Perché ho scoperto il dono di essere leggero. È facile star bene se restiamo insieme, offrendoci tutto in cambio di niente. Non avrò paura di restare solo, perché ho scoperto cos'è il dono, perché ho scoperto cos'è il dono. Offriamoci tutto in cambio di niente. Non avrò paura di restare solo. Grazie, a dopo ragazzi, un abbraccio. Signore e signori, benvenuti! Una risata attiva cuore, muscoli, cervello, polmoni. Stimola le endorfine, aumenta il flusso sanguigno, aiutando il sonno e l'autostima. Vi vogliamo in perfetta salute. Stai con noi, diventa donatore. Con noi il divertimento non finisce mai. La comicità per la promozione della donazione del sangue. Riso fa buon sangue Tour 2023. Amici dell'Associazione Bellunese Volontari Sangue di Belluno. Signore e signori, buonasera! Presenta Paolo Franceschini. Dice vai in montagna fa freddo, pubblico calorosissimo del Panafalcade! Ma che bellezza, che bellezza, che bellezza! Buonasera a tutti, non posso dire benvenuti perché
che sono io che sono entrato a casa vostra. Grazie regia, possiamo anche sfumare in tranquillità perché possiamo iniziare questa bella serata, una serata che fa ricominciare il tour di Riso Paponsangue per il 2023. In quanti già conoscono Riso Paponsangue? Vediamo per alzate in due. Bene. Allora, visto che comunque mi piace anche creare un rapporto immediatamente di amicizia con il pubblico e mi piacciono le persone sincere, la prima domanda che faccio è: quando c'è stata questa bella presentazione, signori Paolo Franceschini, in quanti in sincerità, non mi offendo, in quanti sincerità dentro di sé si sono chiesti ma che cazzo è? Cioè, allora, per alzata di mano. Vedo che la mia notorietà mi precede, comunque devo dire che non è male. In quanti sono stati portati qua a forza dalla moglie e dal marito che volevano essere da un'altra parte? Bene, quindi voi siete quelli che dovete essere convinti come quando entra quello del folletto a casa per vendervelo, no? Cioè, queste cose. No, non vi preoccupate, allora state tranquilli, rilassati questa sera, non sentiatevi in obbligo. Se ci sono delle battute che non le capite, noi ci possiamo anche fermare, ve le spieghiamo. Cioè, è uno spettacolo proprio fatto per la gente, fatto per voi. Se siete stanchi, ad un certo punto, volendo, potete alzare la mano e dire sì, sono stanco, ok, perfetto. Grazie, buonanotte. Altrimenti vi alzate senza nessun problema, ma secondo me restate qua con noi fino alla fine, dai, cioè direi che si può fare, vero? Sì, anche perché insomma girando qua prima per il paese mi pare che non è che ci sono tante alternative stasera, se non quella di andare a fare all'amore, ma vedo anche che la platea anche mi dice che c'è dell'inattività da tempo in certi... No, sono stato troppo oltre. Vabbè, comunque, visto che dobbiamo entrare per bene nel contesto della serata aperta da Caffa, il nostro cantante giovanissimo, con una carriera davanti, bravi, se lo merita, guarda, Caffa pensa, non l'ho neanche chiamato l'applauso, è spontaneo. Volevo chiamare subito qui sul palco colui che è il deus ex machina di questo tour Riso Paponsangue che va avanti ormai da anni, adesso io direi 11 anni, ma forse mi sbaglio anche. Comunque sia, lo vorrei accolto con lo stesso calore con il quale avete accolto me, il direttore artistico di Riso Paponsangue, Enrico Cibotto, qua sul palco con me. Dov'è? So che è da qualche... Starete notando che io ed Enrico non abbiamo l'armocromista di Eddie Schlein. Dì la verità che però sono bello stasera. Allora, stasera a un certo punto dietro qua al camerino vedo che tira fuori i pantaloni e la giacca. Ho detto, ma che cosa succede? Cioè ti vesti bene per una volta? Posso svelare un segreto? Sì. Questo è l'abito che mi sono sposato, poi non l'ho più messo. Ti si chiude ancora il bottone? No, perché si è sposato da non tanto tempo, adesso per non fare figo che no, c'è un motivo. Si è sposato a 20 anni. Tu hai detto ricordando che questa è la ripartenza. Sì. Io ricordando la ripartenza, al di là dell'abito che mi sono vestito bene, perché poi io mi sono sposato in pandemia, quindi più o meno pandemia in provincia di? No. Era una battuta questa. Allora ricordate che le sue battute, anche se non ridete, va bene lo stesso, non è importante. Vabbè, ma secondo te è il caso di verificare un po' su che tipologia ci dobbiamo mantenere? Cioè, del tipo, adesso faccio 3 battute, no? Ne faccio una un po' elevata, una a metà e una un po' bassa. Okay. Allora, inizio dalla prima per vedere qual è. Non posso dire se parto da quella elevata o da quella bassa, perché allora, una cellula entra dal barbiere, mitosi. Questa l'hanno capito i 4 che hanno studiato. Allora, questa è troppo elevata. Ciao ragazzi, alla prossima. No, questa era bella, elevata, cioè questa hanno riso in 3 qui davanti. Ma tra l'altro è finita la stagione, vero? Solitamente la stagione invernale finisce a Pasqua, è vero? Più o meno. Sì, perché è l'ultimo momento per poter scegliere dalle piste a uovo. Questa ha fatto un pochino meglio, questa ha fatto un po' meglio, ma questa era la media, no? Per capire qual è la media. Questa l'ho buttata
presentata Quella più così. brutta, quella è questa? No, ne ho una che è molto elegante anche. Questa penso l'ho raccontata, sai quell'evento che avevo fatto dove era presente anche Mattarella? Addirittura. Sì, però Mattarella sai che lui sta sempre in cioè, secondo me Mattarella c'è uno che lo guida. Cioè, Tiene su, tiene su. e infatti anche quella volta lì lui fece così, perché non Qual è la poteva- no, che era, insomma, c'era anche della gente, sapete, insomma, il gioco delle carte è anche una tradizione italiana, Sì. il gioco delle carte, ci sono tanti giochi, tu giochi a brisco, a 3-7, queste cose, però il poker è un gioco importante. Insomma, mi è capitato che ci sono 4 cacche che giocano a poker. 4? Cacche. Si avvicina una diarrea e dice: ragazzi, posso giocare con voi? No, questo è un gioco da duri. Ok, dobbiamo fare questo. Ok, lo sapevo. Come si fa? Volevo dire di Caffa perché sennò poi me lo dimentico. Sì. Avete visto un ragazzo di 19 anni, qui 2003, Sì. ma sono lì dietro perché è bello anche svelare quello che si è, arrivo lì, fa, cibo. E io ho detto, ti ho fatto l'applauso, ma sei stato Per me è andato bravissimo. benissimo. Anche per me, per voi no, è andato benissimo. Tra l'altro, Sono ragazzi. K, ricordiamo che è il suo nome d'arte. Sì, lui si chiama Nicolò Caffarelli. Pensavo che il nome d'arte gli avesse dato Giovanotti perché si chiamava Cassa. Quindi niente. Vabbè, comunque, vieni qua Enrico, vieni. No, perché io non ci posso stare sul palco così. No. Dai, andiamo avanti, dai, che ci sono Quando anche, nasce? c'è anche, dai, No, allora. c'è anche YouTube, ci stanno vedendo in diretta. Ci quindi- stanno guardando in diretta anche da YouTube, Salutiamo, pensate, ragazzi, tutti siamo gli anche amici. in diretta. Esatto, quindi fate bel rumore che così sentono. Ma tra l'altro- Poi fate finta di divertirvi almeno, ridete anche per niente. Quando prima siamo arrivati qua fuori c'erano 2 piccioni che erano sul cellulare, uno fa con l'altro YouTube. Allora, comunque, Guarda la signora è schifata. lasciate perdere questo. Allora, voi sapete che noi facciamo comicità per promuovere anche la donazione del sangue, no? Giustamente, tanto qua ci saranno anche tantissimi donatori, tanti che magari lo diventeranno, alcuni che magari non donano più, queste cose, e tu sai benissimo che il sangue è importantissimo, insomma ci scorre dentro le vene e quali sono gli elementi principali all'interno del sangue? Adesso mi prendi però globulo, mi viene in mente il globulo bianco e quello rosso. Globolo bianco e globolo rosso. Allora, guarda, ho voluto farti una sorpresa, non l'ho voluto dire a nessuno. Sorpresa. Guarda, lo sappiamo io e Andrea che è in regia, mi ha detto facciamo la sorpresa cibo, perché la settimana scorsa sono stato al CERN. In Svizzera? Sì, sono stato in Svizzera e c'è il telescopio più potente che tra l'altro dà l'opportunità anche di prendere i microorganismi e riuscire a crearli a grandezza naturale. Ma dai. Sì, e ho voluto fare una sorpresa a te, al nostro pubblico di Falcale e portare qua in modo che tutte le persone potessero vedere che cosa hanno dentro il corpo. Ho portato un globulo bianco e un globulo rosso. Ma no! Sì. Ma lo volete vedere? Sì, proprio a grandezza naturale, signori, avete l'opportunità per la prima volta di vedere un globulo bianco e un globulo rosso qui sul palco di Falcade. Eccoli qua! Buonasera Falcade! Ma che bella serata, che bella Buonasera. Guarda, piacere è tutto mio. Io le do una mano adesso, io. Sì, chiaro. Allora, specifichiamo, non è la pubblicità dello Zimil, è No, proprio... adesso scusami Bruno. È un Adesso, globo- che ci fosse un cretino sul palco c'è. Però aspetta un attimo. Ma anche un altro. No, io... aspetta. No, ma manca uno però. Ma infatti manca il globulo rosso. Dov'è? Ah no, ma sì, lui ci fa sempre un po' in ritardo. Ah. Magari vuole essere annunciato giustamente perché... Sì. Cioè anche fa così, fa lo sborone. ma è un po', sai, rosso. Ho già detto il globulo bianco, quindi deve essere chiamato, deve essere... Magari proviamo, forse viene fuori. Ma Facciamo potrebbe essere con fuori. loro. Cioè, dobbiamo anche rosso. fare una roba che il pubblico chiama il rosso. Sarebbe bello. A tre, Insieme, a tre. 1, 2, 3. No, allora, veramente... 2, 3. Aspetta, ai tre che viviamo tutti rosso. Tutti rosso. Vabbè, dai. Dai, anche noi. Dai, 1, 2, 3. Rosso! Ma non parte la sigla e lui non viene fuori. Eccolo qua. Eccolo Ha detto qua. che è arrivato, un po' in ritardo, È stato un po' tardi. È stato un po' tardi. Io penso che non la vedo, ma Però devo dire la verità. È la sigla d'entrata. c'è una cosa, no, perché li abbiamo ingranditi ma non tutte le parti sono diventate grandi.
Paolo, mettiamoli in mezzo perché non possiamo. Bianco, scusi, venga in mezzo. Qua, metti in mezzo. Guarda, riuniamoli. guarda che così si sta ingrandio, Scusate il ritardo, traffico. Ah, C'era la circolazione bloccata. Fa anche le battute. Devo usare Io mi sento- Dai, dentro tutti, dai, dentro, dentro. Che cosa? Dentro, dai. Ma dentro dai, chi? gli altri 5 milioni di globuli rossi, dai. Ma che? Rosso. Adesso si calmi. Sto io e basta. Si calmi perché dobbiamo essere pronti perché fra poco si va a donare. Mi raccomando. E sapete, voi che proprio rappresentate il sangue, diciamolo anche, insomma, Per i giovani. qualcuno magari lo dovesse sapere, per donare il sangue deve essere Pulito, Siete puliti? Dai. Sì, allora. Andiamo anche perché sto proprio in vena de fare una donazione. Vena. Basta che siano puliti, sì. Allora, ti dico sinceramente ci sono rimasto un po' male. Io mi vergogno. Quando li ho visti ingranditi, non cosa sta succedendo? Me li aspettavo. Cioè, Io mi vergogno come un cane. Adesso non voglio metterla sul punto di vista dell'estetica perché non voglio fare del body shaming, però fa proprio fa schifo, cioè fanno oggettivamente. Cioè uno li vede e dice mamma mia, spero Tu che mio vedo che figlio hai si messo la diventi così. scaletta qui dentro, no? Ce l'ho qua. Ah, ce l'hai lì, perché io ho completamente perso il controllo con i globuli. Ragazzi, che bellezza, che Oh, bellezza. eccoci qua, scusate. Ah, è già qua. Da posto, sì, siamo pronti. Dobbiamo partire. Dovete donare? Sì, sì, pronto. Venga qua in mezzo. Come sempre in mezzo, scusi. Ma potrei capire perché il rosso poi manca sempre. Manca sempre il rosso. Non so, l'avevo. Ma scusi, ma lei che deve controllarlo, perché non c'è mai? No, il ma era rosso? qua. Ho capito che era qua, ma non c'è. Secondo me vuole che lo chiamiamo come prima. Ancora? Ancora? A lui gli piace, sai, Scusate, dovete farlo. l'ultima volta. 1, 2, 3. Oh, No! cos'è No, successo? Sottiendo il colesterolo. No, ma no! L'avevo controllato, giuro. Ma l'avevi controllato, ma l'abbiamo visto 2 secondi aveva fa. niente dietro. No, ho capito, ma che... Non mangia niente. Scusi, non ha mangiato niente. Non mangia niente. Ero qua, ho mangiato. C'era stato 2 fette del salame. 2 fette. Sì, dopo una soppressa con l'engual. Questa. Ma è pesantissimo. Sardei, saor, bigoi con l'anara, risi e pisi, I bogoli, soppa i coada, bogoli, i bogoli, una cesta dei Spieghi bogoli, cosa sono i bogoli. una cesta dei bogoli, ti. I bogoli, Ah, le lumache. sì, non si mangiano? si dicono sciosele qua. Sciosele si dice per la Cosa sono? sciosella, prendi la lumachina, no? Lumachina, la ciucci così, ok? E dopo sputi fuori l'aglio. Tanto è finita la pandemia, quindi posso anche sputare. Che vittoria. Dopo cos'era? Aspetta, fegata veneziana, Sì. bacala mantecato, bacala in dolce, bacala vicentina, fugassa, moeche fritte e mezzo cracker. Che sia sta qui, oh? Ma Ma che cracker, me ne Andiamo sta messa pianta qua, Anche lei. allora, Ma possiamo fare a meno di farli venire fuori loro? O devono... tu lo sai che per me sì, però insomma non è che adesso possiamo andare avanti una serata a far vedere. Pensa che gli abitanti qua di Falcade, gli amici in Cinciviglia, insomma di tutta la zona, pensavano di venire a uno spettacolo normale in cabaret dove si rideva, si scherzava, invece Si vedono i globuli bianchi. quindi io direi di andare avanti se sono andati, se proprio è finita così. Sì, io guarda, allora facciamo questa cosa. Scusate. No, adesso è tutto. Io non dico niente perché fai quello che vuoi. No, è a posto, cioè siamo a posto, vede, pulito. Tu sei pulito. Allora, Venga qua in mezzo, perché visto stasera- visto che già non abbiamo iniziato bene. No, vabbè, Allora, non abbiamo iniziato bene perché è il bello della diretta. Sì, il bello della diretta, ho capito, però ci sono delle persone che già insomma si stanno un po'. Ecco, c'è del tipo. Ne abbiamo iniziato bene e già il rosso è venuto fuori a non fare una bella figura, in questo momento il rosso manca un'altra volta. E quindi Ma- basta, non lo chiamiamo più. No, ma starà un attimo, è andato in bagno un attimo. Che... Lo chiamiamo ancora? Il bagno è là. infatti. Ci sono andato, ci sono le turche tra l'altro. Non era dato di Io direi di chiamarlo però. Proviamo. Ancora? Ma
stato così. Facciamo di nuovo ragazzi, dovete lavorare stasera. 1, 2, 3. Ma può, Di qua. ma può entrare ubriaco? Ma che messaggio diamo? Adesso voglio capire Voglio capire. con questa voce impastata. Guarda la voce impastata. È ubriaco. Ma non è vero. Ma guarda, l'hai distrutto. Non è vero. Non sono ubriaco. Cosa guarda? Non sono ubriaco. Guarda che siamo noi 4 qui. Sì, se io fossi ubriaco, di voi 6 ne vedrei 12. L'abbiamo perso Ma totalmente. scusi Rosso, lo sa che l'alcol è nemico del sangue. Io devo dire- Giusto, giusto. Oh. E chi fugge di fronte al nemico è un codardo. No. Ma Giusto. che cosa ha bevuto? Si ricorda almeno. Cosa? Cosa ha bevuto? Dai. Niente, Niente. giuro niente. Vai. Uno spritz, Uno spritz. uno piccolo. Uno piccolo, immagino. Piccolo, Un però barile. comodo così. Però. No. Uno spritz. spritz. Sì. Io e i miei amici, i globuli rossi, siamo andati in osteria e abbiamo bevuto uno spritz a testa. Ma dove siete stati? Però in osteria. Ah, osteria. Sai cos'è l'osteria? Dai che fate schifo, dai. Questa volta l'ho fatto davvero, scusa. Non volevo. Si sputano sul palco apposta. Non fate schifo, fate. Allora, Però, Sì. sai com'è? come? Il primo giro l'ho offerto io. Sì. Poi si offre un giro a testa. 5 milioni di split Andate via, basta. Facciamo una cosa, facciamo fare i saluti anche a chi è padrone di casa qua. Loro sono sicuro non verranno più su perché è una brutta figura così, scusateci. Perché va bene tutto, ma insomma fino a un certo punto, no? Allora chiamiamo veramente chi qua ci ha invitato. I padroni di casa, mi confermi che sono tutti giusti? Sì, perché? Li ho scritti io. Non era convinto, Mi dai eh. la responsabilità a me. ADVS Belluno Provinciale Gina Portotta, Che non c'è, ADVS però. Falcade, Kentenighe Vallata, Gordina, Antonella Schena, Mauro Groppa, Adriano Fiocco, eccoli qua che arrivano per il saluto e dare il benvenuto vero, reale e globale. Forte l'applauso! Guardali qua, guardali come salgono anche con dello sprint. Venite qua in mezzo a noi, intanto ci porto, guardate, li ha abbandonati, perché lo so, sta andando a prendere un microfono per dire, perché adesso vi farà dire qualcosa anche a voi. Eccoci qua. Ecco. Allora intanto scusati per quello che abbiamo visto fino adesso, io mi scuso come direttore artistico, tu come no. padrone di casa, stiamo scusando. Certo, ci scusiamo con tutti e tre, anzi vi ringraziamo dell'ospitalità che è stata meravigliosa e bisogna ricordare che questo spettacolo è uno spettacolo pensato e voluto pre-pandemia, quindi siamo veramente felici di essere qua. Cioè, quindi c'è stata una pandemia tra noi Esatto. e la richiesta. Antonella, cosa vuoi? Grazie, se vuoi dire delle cose ai tuoi amici qua, poi sei a casa tua, fai il cade. No, beh, grazie a voi che siete venuti qua stasera. Appunto noi ci siamo incontrati con le sezioni di Canale d'Agro, Vallada e Cenciniga nel 2019. Poi c'è stato un piccolo inghippo nel frattempo e quindi ha dovuto rimandare di 3 anni. Ma Anche qua c'è stata quindi quella pandemia? Pensate, pensavo fosse stato solo... Allora facciamo una domanda così, adesso io di solito dico quanto è importante diventare donatori di sangue, credo che qui ce ne siano molti che sono donatori di sangue, ma quanto è importante anche qui nelle vostre zone essere donatori di sangue, credo che sia molto importante. Sì, assolutamente è molto importante. Invito tutti quanti, chi è interessato, chi sta bene, chi è nell'età giusta di diventare donatore di sangue e a iscriversi nelle nostre sezioni, perché comunque anche il lavoro delle associazioni è molto importante, è bello anche trovarsi in queste situazioni, in queste occasioni per trovarci insieme.
E volevo dirvi, fate l'applauso, mi sento in dovere comunque di dire una cosa. I globuli che vedete dentro il corpo non sono esattamente come quelli che stiamo vedendo, no, perché magari qualcuno ha paura e dice che tiro non vorrei mai. Adriano, anche Ciao, tu, ciao a tutti, grazie ciao. mille di averci invitato, e anche per te vale la stessa domanda, anche voi, tu naturalmente. Adriano fisico da runner, è vero? Sì, O da ciclista? Ciclista. Infatti, li riconosco, io li vedo. Anche tu, no? Assolutamente, vedi come si vede, sai perché ci riconosciamo tra di noi? Beh, adesso ancora non hai il taglio non ce l'hai ancora. C'è la doppia bicolore. Però abbiamo questa cosa che quando tipo col microfono in mano come metti vieni a tenere il collo in avanti, è vero? Perché siamo abituati a stare. È vero. Siamo riconoscibili. Voi siete venuti tramite la Radio Famo Sangue, siete stati in radio con noi, abbiamo fatto tanti discorsi e tante cose, anche per dove abiti tu, quanto importante è in quella zona avere un buon gruppo anche a livello operativo. Beh, è importante non solo per noi ma per tutti, perché donare il sangue aiuta tutti, aiuta chi ha bisogno, aiuta chi ha nelle difficoltà, chi ha nella malattia, e quindi è molto importante avere nuovi donatori. Anzi, stasera sicuramente avete visto qualcuno dei nostri volontari che è girato a raccogliere dei nominativi. Spero che qualcuno abbia dato il suo nominativo, perché è una cosa importante rinnovare sempre le nostre sezioni, perché purtroppo ci sono anche molte persone che non possono più, molti donatori che non possono più donare, quindi ci vuole un ricambio sempre. Quindi noi vi ringraziamo per questo segno e questo spettacolo. Aspetta che finiamo lo spettacolo prima. Ma possiamo anche tranquillizzare chi non ha mai donato nel dire che il sangue poi si rigenera, cioè non è che ve lo tirano via un litro e poi il giorno dopo. No, litro no, però un po' meno di mezzo, 4,50. Ma sì, ma tanto qua c'è anche il vino buono, fanno in fretta a rifarselo. Mentre con Mauro, che è una voce radiofonica, è stata una voce radiofonica, che noi salutiamo qui sul palco, perché poi è diventato famoso in tutta Italia grazie a Zaia, che c'è anche Mirko di Radio Più, c'è Mirko, il famoso Mirko, sai, da Crozza, che quando c'è Zaia ricorda sempre Mirko da Radio Più, mi dice, e stasera c'è Mirko che riprende. Dov'è Mirko? C'è Mirko, eccolo là, accendi da lui, si saluta Mirko. Lui è Mirko di Radio Più. E lui! Che ormai è diventato famoso in tutta Italia. Io difatti un giorno l'ho sentito al telefono e gli ho detto, ma sento Mirko da Radio Più? sì, sono io, ti ricordi? Dico. Vabbè, grazie anche a Radio Più che è lì che riprende. Quindi Mauro, voce radiofonica, e voce passata a tempo ormai. Passata, puoi dire anche te la tua però. No, io volevo solo ricordare una cosa, rubo una frase che ha detto un ex dirigente della Ulti Belluno. I donatori di sangue sono gli unici volontari che donano fisicamente una parte di loro agli altri, il nostro sangue. Siamo solo noi in tutte le situazioni che diamo una parte del nostro corpo. Quindi pensateci che potrebbe essere una cosa molto importante. Adesso vorrei chiamare il nostro coordinatore di zona, il nostro Diego. Diego, vieni. Visto che la Presidente non è potuta venire, possiamo fare un saluto a lui che è il nostro coordinatore di zona. Grazie, non serviva. Grazie Diego di essere qua presente, saluta anche da parte nostra Gina. Va bene, grazie mille, purtroppo non si sentiva molto bene, comunque ha detto la pandemia. Di salutare tutti. E niente, io ritengo di ringraziare le sezioni che hanno organizzato questa cosa, che hanno portato con riserva fino alla fine comunque. Aspetto di vedere come. Comunque intanto li ringrazio per quello che fai il politico qui alla fine. E li ringrazio. Esatto. E li ringrazio per l'occasione che hanno dato alla Bordino di vedere questo spettacolo, e buon divertimento a tutti. Ringraziamoli con un grande applauso, perché fare i volontari non è facile soprattutto in questo periodo. Grazie mille ragazzi, grazie mille. Grazie mille. Ti volevi tenere il microfono? Avete qualcos'altro da dire? Grazie mille. Che bellezza! Allora dai che andiamo perché... Dai che andiamo! Yeah. Ma ho detto dai che andiamo a Franceschini, no?
questo cretino No, ma è tutto pronto, no? Ha detto che siete dai che andiamo. pronti, ma non c'è mai. Ha detto che dai che andiamo, siamo pronti. Ma andiamo, ma non c'è mai il rosso, Paolo, basta. A me lo dici, che sei te che glieli metti dentro. Io mi hai detto ho invitato dal CERN cosa? Calma e sangue freddo, attenzione, perché adesso sono sicuro che è qua. Sì. No, è pulito? Preparato, pulito, Sì. bello. Allora, Non ha bevuto? Io te lo dico, Sì. se vedo che esce che non è ancora in condizione, non lo posso dire. Hai visto? Non lo posso dire. Va Ok? bene, lo chiamiamo insieme per l'ultima volta? Vai, l'ultima volta, giuro che è l'ultima volta perché dopo se succede un'altra volta esco di qua. Vabbè. Maria, io esco. Dai. 1, 2, 3. Diciamo che il video non aiuta. Allora, no, scusate, regia, sfumiamo per favore. Sì, dai, sfumiamo tutti quanti. No, dai. no! Ma dai. Rosso, Allora, Rosso, hai visto in che stato è? Giamaica. sì. Allora, Rosso, stiamo dando un pessimo messaggio. Pessimo messaggio. Come? Pessimo messaggio. Bello il video. Scusi, posso chiedere? No, scusate. Nell'appartamento di Franceschini. Scusate, esco un po' da sta roba. Scusate, esco un po' da. È una cosa mia e personale sua. Andate a casa allora. Non c'entra niente lo spettacolo, scusate. Scusa, ma quanti anni hai? Ormai quasi 50. Mio papà mi ha fatto anche studiare. Dai. Serio, veramente. Fatto sta che io ero bello pulito preparato, no? Piacettissimo. Per arrivare qua, no? Sì. Che sembra vicino. Però ho sentito come dei ragazzi che suonavano i bonghi. A Falcale. I bonghi di Falcale. Famosi in tutto il mondo i bonghi di Falcale. Se non sapete. Poi i bonghi di Falcale. Vai a Cenceniche. L'orchestra di Cenceniche, suonano i bonghi. Anche a Canale d'Aro. Canale d'Aro no. Suona a Cenceniche. Tutti a Cenceniche. Sarebbe questo Sì, mi sono fatto anche a male. I miei 50 anni, credo. Sì, ho tutti i tacconi e fatto sia. Pensa che bello se lo vedessero i suoi studenti. Andiamo avanti, Dai, andiamo avanti. Tanto sta che sono arrivato, bravi fioi. Sì. Bravi fioi, pensi che è anche un'attività. Che è un'attività, e se fa il tè da Eurissoi. Prende una cartina, mette il tè e gira il Allora. È un'esperienza stupefacente. Ecco, allora. Sì. Possiamo smetterla per. Sì, smettiamo, però ho sbagliato perché io ci tengo alla mia salute. Ah, sì? Sì, io sono anche laureato in medicina, fioi. Fantastico, in quale ramo? Più che ramo mi preferisco a foglia. Per favore. Ma basta! Allora, direi che vi salutiamo definitivamente. Globuro bianco e globuro rosso perché Basta sorpresa. Basta sorprese. basta perché Posso andare? io ero d'accordo con loro per farli stare qua qualche istante solo, poi, ecco, poi abbiamo Io che devo fare adesso qua? non lo so, vuoi fare un balletto, vuoi far vedere le tue capacità di ballo? Dopo il globo io potrei anche andare. Sì, grazie, Ciao, salutiamo tutti, Enrico grazie Cimotto mille, che ciao. tornerà dopo in nostra compagnia. Vabbè, allora c'è una domanda che faccio sempre quando ci sono le serate, perché quando siamo in tanti c'è proprio per una questione di statistica molto semplice, solitamente c'è un compleanno almeno in sala. C'è qualcuno che compie gli anni stasera? Dove ce l'abbiamo? Qua? Lei? Come ti chiami? Ha detto Daniela, dico bene? Michela, ce l'ho fatta la 73esima volta, avevo capito Piera. Michela, è il tuo compleanno! Ma quindi possiamo fare un tanti auguri a te veloce? Ti vedo abbastanza a tuo agio, vero, in questo momento? Era proprio quello che volevi, essere al centro dell'attenzione, vero? Ecco, Michela, allora, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Michela, tanti auguri a te. Grande Michela, avete visto per la statistica? Perché?
Questa sera parte della musica così a caso quando avete voglia voi, non ho capito come funziona. Stavo cantando la canzone a Michela. Brutta la vecchiaia, ok, perfetto. Che brutta la vecchiaia ti hanno messo Michela, cioè è giovane ancora, adesso da qua non vedo, non voglio neanche sparare perché non vorrei mai. Cosa è che state guardando? Ma c'è una video alle mie spalle, che brutta la vecchiaia. Fare regia, perché non mettete della musica mentre io parlo? Che brutta la vecchiaia. Vabbè. Possiamo sfumare? Sì, sfumiamo! Fammi la carità, vai. Vergognati. Brutta inciusa. Ma è una settimana che sono giù a camminare per venire a falcare le petite. Possiamo vedere. Signore, Guarda scusate. che ne ho un siorito. Par qui vestita da messa ultima. No, E par proprio buon. chiedo scusa. No, Buonasera caro. buonasera, Guarda Dio, stiamo che ne facendo... ho posto qua sopra. Come? Che ne ho posto? Sei tu italiano? Sì. Fammi Perché non avevo prenotato. Ma stiamo facendo una serata. Stiamo facendo uno spettacolo. Vorrei vedere se fossi io fare una mattina oggi. Ma che... E credi mica è una serata, guarda che ora che lei è per Sì, aspetta un minuto. non sta piccata in sucia. Benedetta. Maria Vergine. Le un attimo far E partire avevo un messo una colpo. settimana per venire qua. Una settimana che a me fa cura sta in sucia. Non sta a ascoltarla. Ma perché dove siete? Guarda che le ho detto a te, tutto qua. Si sa che le un becco da te. Maria Vergine, Signora, attenta. la perfine stendo, Maria Vergine. Che cos'ho? Cosa? E si lucido, cos'ha tu? Guarda, sei tu sudato. No, no, sono paillette. Ah, cos'è? Paillette. A tu finito elementari, dicevo. E fa il contadino, le piante paillette. Sì, sono le paillette. Guarda che bello usato, Maria Vergine, cioè, non sta a puntarlo. E le avrò anche l'attacco, l'era ceo. Cosa hai avuto vedere? Ieri in una paglia professionale. Ascolta, non sta a puntarla perché se ti ciappa ti ciuccia come un calippo. No, però stiamo facendo uno spettacolo. E fu un spettacolo insieme, non ti pare Se che... lei da fare uno spettacolo, fa uno spettacolo. Non parlo mia buono, altri. A tu altro da fare, dicevo. Se tu da sta qua che ti... Vado dietro a bere un goccio d'acqua? Padrio, Ben in ombra. Maria Vergine. Guarda. Ma avete bisogno di qualcosa? Per venire da Biafra. Di tu si pensa. Guarda di mangiare, Nutrisate una santa, ceo. Va bene, Guarda che parece bello e bello usato. Sì, ma per farsi una lastra oppure che si mette anche davanti un balcone, cosa vuol dire? Guarda che mestiere. Allora io vado a prendere la cosa. Va a mangiare qualcosa pure. Va a togliere qualcosa. La mia figlia di Puente, Maria Vergine, brutta in sucia. Buonasera! Arriva Dio. Ecco. Buonasera, sono qua sta. Una settimana. Non attardi un minuto. Una settimana. Non attardi. Una settimana che sono in giro per il mondo per venire a Te mi fare. hai stufato, te mi hai. Portami una settimana te ha messo. Ho il cellulare, Benedetta. Cos'è che ti ha? È il cellulare con l'applicazione. Bisogna che te svegli un po' fuori. Come si chiama questa applicazione? È il Google Maps. Per venire qua a sfalcare. Si sa. E cos'è questa applicazione? L'applicazione è un navigatore, tesoro. Sul cellulare della... Si sa. Va, perché che non credevi che ho il cellulare? No, che dopo. E che applicazione è? L'applicazione che ho applicato amico Scotch, qua sotto, vedi? Ah, capito. Quale è il mio navigatore, Bea? Mi meccate punto così. La cartina dello vivo, così. De buon. A mostro, ecco perché non mi capisce, badia con l'esine con caviola. Brutta insulsa, ma è possibile che per venire a falcare su passare per un vivo? Ah, sì, Benedetta del Maria Signore. Vergine, guarda, ti sei tu data anche quella a tinta sui capelli? Non pare buono, Maria Vergine, guarda che roba, rosso vivo, Te credimi? il colore della passione, Ecco, gli uomini infamati, Maria ma Vergine, scherzi tu? ti credimi? Guarda che sono... A che punta che l'ha? Anche a lui. Sì, perché da Moncio di Viero che altro le orbo. Maria Vergine. Perché è una linea piuttosto appetibile. Sì, appetitosa, sì. Guarda che razza di bestiole. Tesoro, dopo se un santo con stella, mi mette in calza rotta che fa voglia. La linea ti tiene così, guarda le linee. Guarda che sta qua una donna in difesa. No, sono anche in attacco più bella, sta via. Maria Vergine, vai. Sa tu, mi ha detto che sono anche tanto attrattiva. Sì, per i tordi colombi, Maria Vergine. Ma devo. Ti ha fatto il colore del mangime per i merli? Ma senti, Te ne
un gallo cedrone da combattimento. Ma che ne fa? Maria Vergine. vergogna Guarda come stai. te sei invidiosa. Perché ora? Sì, cioè, pensa a partire che te hai il coconel che sarà dall'istà passata che non ti ho desfa. Non sono più buona in realtà di braccio, Maria, perché non vedere. Che sotto te avrà un niente di cocorite sconta e anche di suite. Sarà per quello che non dorme pianotto, tutte le ricci che mi fa sussurro. Mi sono fatta e il shampoo, sai cosa che ho imparato? Cosa? L'uovo! Ma non sta a dirmi come una volta, Bea. E usava ciara per parar via i peocci e cenere per tenere sani. Ecco, cari da Dio. dite do paracciara che ti sia bianca. E ti vede? Mi do pare tutto l'uovo a bianca e a rossa. Tu capivo? 20 ovvio do parare. E oggi tanti così da. Sì, stella. Come tu fate ora? E niente, mi sono fatta, come si dice, il trattamento sul cuoio capelluto. Pensate. Tessina a testa del cuoio? Aspetta un minuto che non ho finito. Dai, una testa del cuoio. Non ti ho detto che tessina a testa. Ma tasi su. Adesso devo spiegarti, pensa intanto potevi far mica il mesh. Cara. Sì, c'è una tirata di bianca e una di rossa, cara. Maria una di bianca e una di rossa. Ti metti una maglietta dell'Ane Rossi Vicenza e era qui a compagna e ti... Vuoi ragionare con una bauca del genere? Ascoltami. E ora cosa tu fatto con questo spatolino? Mi sono fatta questo spatolino. Con marciaia. Sì, un biccerino che l'ho bevuto. E che altro l'uovo? Dopo ho fatto una tarina, mi sono cueata tutta sulla testa. Una tarina di spatolino sulla testa? Sì, c'è. Ma sì, tu neanche amata. Mi sono fatta tutto un massaggio. E mi cueava da tutte le bande. Ma non sta a dirmi. Anche ai figli mi sono fatta. Maria Vergine, sa tu che da freschino. Ma tasi! Sei indurio dopo, sei indurio! Non mi sono pensato di andare fuori sul cortile! E ora così era? Lì sta passata a 47 gradi all'ombra. E se sei stata dentro un forno? Indovina cosa che è successo? Una portaia in testa deve si portaia. Ma se alzi un fa, Maria Vergine. Mi pare adesso minimi proprio. Sì, te che somigliava più a Napoli su capo, ti cagna la porta. Vuoi saperla? Dimmi. In te quella? Come tu fatto a pararti a cavarti? Aspetta. Portaia. Ieri Drio passare un stormo di beccace. E quelle migrative? Sarà state migrative e non guardato dove che inava. E poi in giro? Una la guarda bassa, a fischiare che altre. E sei ed eri vai due impicchiata. Pensa perché non ti sa. Una spunarata. Guarda che ho guardato su Skit che su Skit che e se mate per va bene, le mate per l'uovo e beccate. De buon. Sì. E l'ho scoperto mi. E ora cos'hai fatto? E mi ha saltato l'osso. Ma sei tu neanche amata? Sì, c'era. Tu te che venissi sulla testa, come tu fatto a pararle via? Come che ho fatto? Sta attenta, Bea. Sì. Se i beccacci va mate per l'uovo. Ho capito, ti va mata per i beccacci. È vero. E tu fate? Sì, ho fate. Devo parare una fassola, quella degli alpini per fare la paella. Eri buone? 25 tutte la distirai. Sì, era buone. Era in coconai di ovo, figurati. Come i moglieti. Che te resta la testa che sapeva da freschino, cosa ho avuto fatto? Sì, manca, spai piene di schifo. Cosa ho avuto, ma senti che si tornava. Cosa io c'era? 2 euro. Maria, ma sei tornata in farmacia? Asiatica, sono campionessa mondiale di asiatica. Tu capisci? Maria, sono andata in farmacia a tornare a pastiglia. E ora poi? Invece di darmi quel solito mi ne ha dato una dei ceste. Ma siete scherzerà? No, la tolta neanche. No, i 2 euro mi passai, ma non sono più buona di piegare la gamba, dura in mano. Benedetta. Qualche gamba e resta sempre in quei pastiglie. Sì, problematiche qua. Sì, tesoro, ben tasi. E mi bea. Cosa tu fai? Una settimana che avevi stornerie. Bisogna che ti vai a farti vedere l'impressione, tu capisci? Sono nata a misurarmi dal dottore. Sono nata a misurarmi a impressione. Dal dottore? Ma che dottore non è più dottori? E dove sei andata? Dal meccanico di biciclette. La macchinetta. Mi ha messo la macchinetta e pensavi che mi ha cattato o a minima più alta della massima. E Maria Vergine, anche qui. Bisogna che ti stai attenta all'alimentazione. No, guarda che per mangiare mangi. Ho capito, ma ti fracca massa o tirai? Cara, mestile, vuoi saperlo? Controllati il peso, Ascoltami un po'. Dimmi. Ieri io nettare a cucina, sono nata sotto qua scuola, sotto a Cardenza. Ma non sta a dirmi. E salta fuori a Baianza qui a quella gente. Qui a parlante. No! Quella che ti mi regali a te, quella gente grande. Qui a parlante non ti sei mai stata buona di usarla. Ma non stai a raccontare robe. Ogni volta che saltava sola diceva salire uno alla volta per piacere. Maria Vergine, che da qui a quella gente. Brutta in matonia sei. Insomma, sono montata su. E sei tu pesata? Sì, c'era. Sono restata guarda folgorata. 74 kg. Oh, che io che ride. Sì, bea.
Maria Vergine fa... Pesava come quando che eri così a sua cuna. Sì, ma ti ha pesato qualcuna che volta oggi. Ah, per qui. Ascoltami qua, capivo il mio discorso, quando che ti monta su, tende che anche al primo giro da Bianca. Benedetta. Perché se ti mettono uno davanti, perché ti perdi il primo giro. Alla gente è passata che prende Niki Lauda. Fa movimento, bisogna che te fai ginnastica. Ma guarda che gli fai ginnastica, tesoro. Maria Vergine, cosa sì, fai? mi sono iscritto a un corso di slap dance. Cos'è io? Slap dance? Ti mangi intanto che ti vai. Tu, sorella. Cos'è? Vieni un pal di acciaio e mi ha detto date slancio. Tu capivo? Sì, sono stata brava a tenere quei murate. Hai slanciata? Sono partita, mi sono dato slancio, cominciai a girare, era ai 3 dopo mi sono fermata ai 6. Ma sei tu mia chiamata? Tasi, ho fin perso una scarpa che ha uno in testa a caviola. Maria Vergine. Ma una roba. Mi ha detto manco, signora. Ho capito, ma bisogna che ti fai una ginnastica più tranquilla, una roba da casa, tu capisci? Sì, tesoro, ordina anche ciclettes. Sei tornato a tornare al negozio? Ma che negozio? Ho ordinato il coso, arriva il Amazon, cosa io? Amazon? Che la bicicletta in scatola? Si sa. E come ieri? Ma ieri era tutta fatta in toc. Ho sverta a scatola. Ma non sta lì. Ho già fai ciavi a brugoia. Tu sistemata lì. Montava. L'ha fatta su a ciclette. Sì, cari. Ma sì, ma tu fatta su. Se vuoi mi fai fare anche un giro, Ma tu fatta su qui sta cicletta. Si sa, tesoro, sta attenta. Dimmi. 3 settimane ogni sera immancabile. Ogni sera sono davanti a televisione dal telegiornale per 2 ore. Dove? Sulla bicicletta. Sulla bicicletta. E ho messo anche la sera se te vuoi sapere che non ti fai a pauca. Ma ascoltami qua, ma sempre pedaleando? No, i pedali ancora da montarli, però Maria la settimana che viene... Sì, ti si insulsa, te si. Maria Vergine, con tutti i pensieri che ti ha, te fissia sulla cicletta e si bisogna che mi sfoghi, Maria Vergine, anche di notte mi sveglia sempre di soprassalto. Cosa ti parli a vedere? Ascoltami qua, ho paura che mi venga un attacco di norissia fulminante. A te? Sì, c'è. Non stai avere paura che anche se ti ciappasse forte ti vorrà 20 anni prima di consumare. A te buono. Maria Vergine ti ha assassinata, ti la norissia. Stila, grazie, ti ha sempre parole di conforto. Però non ti vedi che io c'hai fumè. C'ha più fuoco? Ma che il tuo cervello? Cos'hai io c'hai? Sono andata a farmi vedere da specialista. Quale? Cosa ha un nome? È il colista. Quel del vino, l'alcolista? Ma che l'ha degli occhi? Lo ciolo oggi. Cosa ti dite? Una che sono presbiteriana da un mocio. E lesbica da che altro? Maria Vergine! Come mia cugina Carmela. Te buono? Sì. È presbiteriana? No, lei è lesbica. Su quel destro. È andato in letto una sera che stava bene alla straverta. Mamma! Colpo di aria. Maria signor! Maria, il giorno dopo ho fatto il sacata lesbica. Lesbica? Su quel destro. Signor, bisogna stare attenti. Monolaterale. Ah, mostro. Ascoltami qua. È il coso, l'ucciolo. Una katana altri mestieri. Una katana che sono che ho il medo per banda di stimatite paroccio. No, guardate che stimate mi per i miei anni. Ho degli attacchi che mi avevo a Lombardia, fi sul Piemonte, cosa ho avuto che te lì. E lì che per via del nervo statico in Durio. No, le colpa di quando che sono andata in mini pausa non sono più qui, tesoro. È mini pausa. Perché per forza ti ha tolto per massa anni a pillola anticonvenzionale. Dai, scusa, vai, cosa ho avuto che sia qui. Come si chiama? Si chiama anticongestionaria EPT. Allora che al giorno di oggi tutte le cose si tolgono. Poi ieri dove nemmeno che era chi può tirare. Che begli anni. Maria Vergine. Che era sotto il mastello, stare a cucciare, a lavare robe. E stare attento a non cucciarsi massa. E pensava di chi fa anche non devi. Ben, Maria, non era neanche a televisione, poi eri giovane mi. Che begli anni. Rischia tutto, lo facevi a letto, rischia tutto, Maria Vergine. La sera ti cattava il crivo e piano del tuo satellite, non sapevi neanche qual che era il tuo. Begli anni. Perché somigliava tutti al postino. E gli era un bel dosata. Lei si dava da fare però. Cosita da fare. Ascoltami, mi sono andata in farmacia. Stamattina? Sì, Bea. E ora? Perché devo mandare la pillola del giorno dopo. Non sta a dirmi, cosa ti dite? Passa domani. Ma sei tu andata stamattina? Da forza! Ti serviva un po'? Da forza! E dovevi andare ieri a EPT, guarda. Ma guarda che sciusa. Non ti sa mai in tivalla. Se lei fa il giorno dopo EPT. Ti ha ragione. Comunque mi per non ciapparmi in stato. No, io ben cosato. Mi sono sempre trovata bene con un metodo tutto mio. Cosa metodo usavi tu? L'aspirina. Quante che ne usavi tu? E demo, quante che ne usavi? Una! Ma l'aspirina non serve per non restare in stato EPT. Ma mia aveva il metodo mio, ti ho detto. E come che metodo avevi tu? Ti metti ai metodi dei noci, bastava una sala a cascare per terra.
Neanche se arrivava il terzo Alpini. Ma neanche il muso del terzo Alpini non te ne stava in stato di... Dai, e qua si esagerata. consumava... Via una sotto l'altra. A quanti anni tu scomifiavi? Non sono diventata signorina. Ti sarà ancora drioli? Sì, che te vedi tipo il mal di testa. Ascolta, ma stando 50 anni passai con quei gambe sarai. Ti non ti hai mai provato l'orgasmo? Ah no tesoro, mi sono sempre trovata ben con la varichina. Gusti prosavi? No, c'è, avevi i guanti dell'Atice. Ha tutta la pastiglia per il delirio, Bea. L'ultima volta te mi abbatteste su e vai e va piano. Mi ho detto a me nipote, cavami a vibrazione del cellulare. Benedetta, guarda che sto parlando, lì un cellulare, lì un motopic. Qua smarante che flora, se mi state salute mia. Telefoni dopo, ciao. Salute mia tante, chi era? Ecco, me ne vola oggi. Che sappi, Benedetta. Scusa, vai a farmi una carità. Ascoltami qua. Guarda che sono vecchi. Sono vecchi, credami, mi sono vecchi. Si sa che sono vecchi, Benedetta. Mi ti dici la verità, sarò anche vecchia. Ma due robe mi sono teneste, perché dopo massa ti fa confusione. E finché il Signore mi assa qua su sta terra, mi tieni più forte che possa. Due robe. La memoria. A memoria gratuita. Sì, qui è sicura di che altra che è andata a farsi ciavare. Benedetta, saluti. Ben, vai. Guarda, l'importante è che mi sia restato solo qui. Guarda che quando ero giovane, 23 anni, sono venuta a Falcare. Aveva una beocca sotto il braccio. Guido? Sono venuta al mercato di Falcare, c'è un signoretto mi ferma e mi fa: signorina, ma dai a partire a scheghi. E ora poti? Sì, io dite beh, secate chi che mi tiene a oca. Cara me Bea. Insomma, niente, Gesù bisogna parla come che avviene. Ascoltami, dimmi l'ultima ti righi stetta. A me Gatea? Cosa ha fatto? A parte il pelo. Se muscia o sta per paura? Ho capito, ma ho intacciato il veterinario. E ora? Ho messo l'elenco telefonico su Ratoia. E ora che ha chiamato? Ho trovato il numero. Se vedi che avevi la porta aperta che ha fatto aria corrente. Ma fammi una carità. Ho tolto carta e penna per tirarlo su, mi ha voltato la pagina, ho tirato il numero del meccanico delle biciclette. Ah, tu chiama quello? Sì, beh. E cosa, come è andata a finire? E io dico, pronto? Pronto, signora mi dica? È il Varde che ho amica che perde il pelo. Cosa mi da fare? E Luca ti ha risposto? Dove le robe, signora? O che sbassa il pelo o che alza il manubrio. Sei, voglio dire. Ma sei. Ciao, bei. Sono vecchi ormai non via con sentimenti. Grazie. Allora, io nel frattempo... Grazie mille, le nostre belle vecchiette. Scusate che ho mangiato indiano, sono allergico al coriandolo. Era bellina? Pensavo che... Va bene, allora volevo provare a fare una cosa, se mi riesce adesso al primo colpo. Allora, se trovate un pallone, giuro che non vado via fin quando non faccio canestro da qua, ma mi sa che di palloni non ce ne sono. Però attenzione che faccio la magia della pallina che mi sparisce dalla mano, Ok, non è riuscito, lo riprovo dopo. È la suspense questa. Allora, ci ha aperto la serata, è stata accolta da voi con del gran giubilo, e quindi io dico che lo richiamiamo qua per fare questo piccolo intermezzo musicale. Nuovamente sul palco di Risvo con Sangue, K! Ecco qui! Ragazzi, pensate le persone. Allora, innanzitutto Ugo è il nostro assistente, lo Schultz. Applauso per Ugo, bravissimo Ugo. Guardate le persone che sono dedite all'arte, ha appena finito il turno da Footlocker ed è già qua. Grande K, grazie per essere qui con noi. Ci farai un'altra canzone tua? Ebbene sì. Ovviamente. Che canzone ci fai? Io lo so, ma voglio che tu lo dica. Allora, il prossimo inedito si chiama Fotocopia. Dedicata a tutti gli stagisti. Dedicata, esatto, a tutte le... Esattamente. No, parla, posso dire,
Se vuoi sì, altrimenti guarda, come preferisci? Allora, la fotocopia parla del fatto che noi pensiamo, ci illudiamo del fatto che siamo diversi tra di noi, che io sono speciale per questo, io sono speciale per quell'altro, ma la realtà è che siamo tutti troppo simili e che oggi è veramente difficile distinguerci, ma è veramente importante riuscire quantomeno a provare a farlo. Ragazzi, quando dicono che i giovani di oggi sono vuoti, invece sentitelo qua, Caffa con Fotocopia, vai! Caro diario, c'è un grande divario, presenti nel cassetto e scheletri nell'armadio, sono un marinaio, dentro un acquario, dove non è vario, si faccia come gli altri, non sono me stesso, solo essendo diverso, come mai è complesso rendere facile qualcosa, ed è facile rendere qualcosa complesso, non l'accetto, questa vita è una partita di calcetto, e molto spesso ti fa lo sgambetto, oh, e cazzo se fa male quel tacchetto, tutti che cercano qualcosa di nuovo, io non trovo mai nulla di buono nella gente che non è coerente, che segue solo la corrente. Sono stanco delle persone, o le persone sono stanche di me, forse mille pecche, forse mille perché siamo superficiali, mica supereroi, sono quello che sono, mica quello che vuoi, non ci vivo secondo dei modelli, io resto io, siete quelli. Vivo in una scatola, fuori scritto fragile, non è poi così facile non essere un'immagine, c'è una differenza sostanziale fra unico e normale, fra essere e copiare qualcosa, la fotocopia sempre. Ci sentiamo grandi, non sono cattivo, sono solo creativo, questa qua è la partenza, mica il punto di arrivo, che poi il punto di arrivo non è mai vicino, ma ciò che arriva ultimo va via per primo, distinguermi per distinguerli e dopo accorgermi che è meglio accorgersi di ciò che diversifica, nella diversità io sono la copia fisica. Vivo in una scatola, fuori scritto fragile, non è poi così facile non essere un'immagine, c'è una differenza sostanziale fra unico e normale, fra essere e copiare qualcosa, la fotocopia va sempre di moda, come la droga o la Coca-Cola, la fotocopia, Mamma mia, Caffa Fotocopia! Maria! Maria! Ma c'è un secondo di tregua di normalità qua? Maria! Scusi. Buonasera. Buonasera. Con permesso, dammi una mano, un piacere asiatica. Come? Aspetta, piano. Oh, Sì, buonasera. oh, buonasera a tutti, sono Gino il Falegname. Allora, scusi Gino il Falegname, buonasera. Stiamo facendo uno spettacolo, per cortesia, ci sta disturbando. Mi fa piacere. Ascolta, no, ho perso mia moglie Maria. Non lo so, sarà qua. Sei alta 1,15 m per lungo. Allora, signora Maria è qua con noi? Lei è il signor? Scusi, Gino il Falegname. Gino il Falegname. No, perché sei alta 1,15 m, si chiama Maria perché siccome è droga, la prima volta è buona, la volta che fare mai. No. Ok. Ma è detta che a volte che avevo sposata, ma non mi ricordo ancora. Mi vengo dalla parrocchia del San Gelsomino Martire rabaltato nel fosso, che è Don Dino che lo conosci. No, non lo conosco Don Dino. Che la sposa io che a volte? Sì. Sì, e ora siamo arrivati in chiesa, Maria si rappresentata con questo vestito bianco, che se sia così a quasi tutta la chiesa. Sì. A fa vedi Gino, mi sono vestita di bianco perché sono arrivata alle nosse vergine. Se puoi arrivare anche alle nosse d'oro vergine, non era problemi, no, capito, però sai che Don Dino se uno veloce. Io su un'ora ragazzi è bravo. 3 matrimoni e 3 funerali, tutti a zona. Tutti insieme? A un certo punto che ho detto, può basare la sposa, insomma mi sono girato a basare il morto. Ma che vedo bene, non sbaglio a parte. Pensate che mi pare mi aveva detto che a volte, Gino mi raccomando,
con te cati amorosa, ti guarda prima a somare, perché qui sarà amorosa da vecchia. Sì. Era mica se l'avevi fatto. Sono andato insomma, a suonare al campanello della mia futura suocera, mi ha avverto sta signora, guarda, una bella signora, bella, fine, bella, fine, intelligente, guarda, a me ha fatto accomodare, abbiamo bevuto un caffè insieme, abbiamo parlato di tutto, guarda, una signora squisita, dai, squisita. Bene. Avevo sbagliato il campanello, ecco. Non che vedo bene, sì. Lo diceva sempre la camicia Mirella, Gino! Come? Gino! Perché fumavo 4 pacchetti alfa col filtro a parte della bronza ogni giorno. Dalla parte? Di Abruzzo. Ma da dove sei tu? Da Napoli? Adesso mi... Qua per te ti sei perso la festa ieri sera? No, non c'ero, però sono di Ferrara. Ah, da Ferrara? Sì. Non pareva che te fossi del sud. Ma Ferrara? Sì, è Ferrara, sì. È sempre nebbia, là non si vede un cazzo. Insomma, ieri devo dirti, a me fa, Gino! Sì. Mi raccomando, non te cadi amorosa, cadete a brutta! Perché? Perché così non ti acciava nessuno! Ma non mi sembra una cosa... Infatti non avevo coraggio neanche a me! E invece? Invece, cioè, mi fa diventare matto che è femmina, ti giuro. Perché? Matto mi fa diventare. Perché? Anche ne fa una di ostati. Cioè? No, tipo, per esempio, mica una Sinca 1000. Una? Sinca 1000. La Sinca? La Sinca 1000. Ah, veramente, la macchina, la Sinca. Ma dove l'avevo pescato? La patatina. Diavolo, sporco. La Sinca 1000. 1968, ti eri ancora chissà. Ma quindi 1000 o 1968? No, mica davo. Quanti c'è che aveva Sinca devo altri? Vedi, qualcuno c'era, sì, ho visto 2 mani che si sono alzate. Che tu hai visto? Sinca 1000, 1968, scusa, verde oliva e tenni latica. Ah. Una signora macchina. Beh. Dove c'è che avevo suonato a fare il vero nostro? Non lo so. A Jesolo. A Jesolo? A Jesolo. Viaggio di nozze a Jesolo? Jesolo, sì, perché sono un posto giovanile e l'ho saputo tutto. Ma cosa fai andare? Mieti a Jesolo? No, via a Cave Mare. Ah, viaggio di nozze? Cosa fai il tio Paloma, dove si menia l'altro in coma? Arrivo là, parcheggio la macchina, insomma. Sì. Vengo fuori, Maria mi fa, ciao, sento cosa, Gino, mi sono dimenticato a casa il costume rosso. Potremmo comprare uno nuovo che parla per me da Anderson The Baywatch. La tia che tu mai vista? Chi? Se parlo con ella non ti guardo te, scusa, vuol dire che parlerò con ella, no? No, certo, chiedo scusa. Apparega Gabibo, versione brutta! Dopo faccio per cercare quei sugamani un posto dove metterli, fa no, qui non si può, è riservato alla pensione Gorissia. Certo. Va avanti in alto, dice no, qui non si può, è riservato all'hotellato, va avanti in alto, no, qui non si può, è riservato, no. Quindi ascolta, dimmi dove che sei casa tua, che fanno prima. Deve andare in 174esima fila sulla destra, praticamente sotto il mai parcheggio. Beh, dai. Infatti col cemento e righetta e il sugamano sta anche fermo. Ah, beh, perfetto. Mi metto là, così per tappare il sole, a un certo punto scatta l'altoparlante che fa. Attenzione, attenzione, si avvisa il proprietario di una macchina rossa senza targa di spostarla immediatamente. Assieme mogliere! Però, signor Gino non farà niente. Mia suocera dopo mi fa, Gino, vuoi fare come i signori tedeschi e mettermi sul topo lesso? Così? Il topo lesso? Il topo lesso, sì. Cos'è il topo lesso? Qui si cava il costume dalla parte del sole. Ah, il topless! Sì, ma in italiano come lo traduci? Sì. Gli inglesi cava sempre la lettera. Sì? Topo lesso in italiano. Topo lesso, giusto. Adesso noi Hot dog. Seria il cane caldo? Infatti sempre a minchia deve fare. Fatto sta che insomma seccava sto costume, però sai che Newton, quello della forza e gravità? Sì. Ecco, a pagina 69 del libro Forza e gravità, che ha detto attenzione, perché man mano che si diventa vecchi, bisogna il peso della forza e gravità e robe casca. Robe casca e fa casino. Quindi a seccare a cavare il costume a parte sulla vela, pensavo fosse scoppiare una bomba, se veniva là tutta l'antiterrorismo. Perché aveva talmente bassa che toccava la sua sabbia. Sì, anche mia suocera d'inverno, mai è una di voi, fa così a sfasciare. Ti giuro? Che scena ghiacciata. Fatto sta che fa un attimo che so sidiata, o fammi un fiantino del bagnetto sull'acqua. Sì. Camminando ha fatto la pista dei boccetti paitosati. Signora, fase una curva ogni tanto, 4 km di pista, che ha fatto il campionato mondiale del boccette così organizzato voi. Grande! Arriva finalmente in acqua che scatta da nuovo l'altoparlante. Attenzione, attenzione, si è avvistato uno squalo. Uno squalo a Jesolo? Sì, che sia un deficiente a Falcade, scusa. Che sia così difficile. Il signore fa che sia a volta buona.
Ti vedi a Pineta del Squalo che si avvicina pian pianino a mia suocera? Ma avvicinandosi pian pianino a mia suocera muove un'onda, un piccolo tsunami che cava via la parte del sotto il costume a mia suocera. Mamma mia! Infatti, io non ho mai sentito un sigo così forte. Ma un sigo così forte? Mamma mia! Fatto da un squalo! No! Se hai istinto da solo, ti giuro! E non ti dico che a volte che poi dopo per tornare a casa ci sta un casino, perché tornando in Rio mi va a fermare il vigile con la paettina. Sì. Cosa è successo? Signor Gino, lei andava un po' troppo veloce e le abbiamo fatto la fotografia. Guarda che ben, non è una foto così, e la metto in sua a casa così. Ma non è positiva. Ma di skate, per carità, perché mia uno fa 285 euro per una fotografia. Ma chi c'è che aveva fatto Oliviero Toscani? Non so, mi fa anche una firma. La Maria Lana che ha visto, già a cambiare macchina, questa non va bene, già a toste macchine di adesso. Sì. Siamo andati al concessionario come si chiama, della Nissan. Ah, la Nissan? La Nissan mi ha fatto adesso sto Gippone, una roba, non finia più. Faceva di tutto, anche il caffè, dormiti. Bello. Beh, sì, che fa, ciao, che macchina sia questa qua? Nissan Qashqai. Sento perché si chiama così? Perché? Perché mi sei Qashqai marroni come ho visto il prezzo! E così siamo andati sul concessionario di Opel. Sì. Sono stato più chiaro, una macchina che costa poco, consuma poco e viaggia tanto. Abbiamo la macchina che fa per lei. Che macchina sia? Opel Meriva. E che fa, sì, ma quando? Sento quando che sei arrivata? Sotto Natale. E a volte che gana verrà. Sì. E Maria mi fa, va a provare la macchina nuova, fa. Cioè, non sta andando che se neve fuori, fa. No, ma raga, sì, l'ABS. Lui dice, non mi interessa che me la tieni, raga! Non è un sistema. Sì, partite che è un sistema che è tutto sbagliato. Sì, se mi dico, mi dispiace che sia che tomare e toppare stasera qua, però insomma, per di fare un fiatino meglio che a volte. No? Sta proprio un sbaglio grosso Vabbè, cosa che sta embriaco, pare che sì. Mi dispiace, guarda ciò. Fai niente. Se hai salvato tuo fratello, ti sorella, perché tuo fratello non sorella? Sì, un fratello. Ecco, vedi. Sarà anche dottore magari? No. Forse sì. È giornalista. Vedi? Ho voi dito? Non serveva solo pure. Che altro doveva senza. Quell'altro? Vedi, non la capisce neanche. Qualcuno che spiega, per favore. Insomma, fatto sta che se ferma al primo semaforo, te pare una scimmia che fate. Se ferma al primo semaforo, che c'è un camionista davanti, smonta che fa, scusi dal suo camion, lei sta perdendo della merce. Sto qua che tira dritto al verde e scappa via. Anche a corso di per 10 semafori, sempre che la storia della merce, a un certo punto il camionista fa, signora, se è inverno, che sia neve fuori. È uno sparcisale! Comunque per finire, guarda, anche amico posso fare il mio viaggio di nozze. Sì. Ma posso andare? Mi piace i cowboy, te sai. I cowboy? Ah, non lo sapevo. E adesso tu sai. Ah, perfetto, sì. No, perfetto. Ah, bene. Come posso andare in Texas? In Texas? In Texas, che Ma dico. dai. E ora che ho fatto uno dei viaggi, la Sabine, come si chiama? I viaggi? La Sabine. Last minute? Quello là, bravo. Ti paghi poco, te è poco. Sì. Infatti. Okay. Partenza al martedì la mattina, sì. Rientro il mercoledì sera. Ma per andare in Texas? Sì. Ma saranno 13 ore di volo. Infatti, che avevo solo il tempo per bere una birra, siamo andati su Key Saloon, cioè quei texani. I texani. I texani, sì. Mi preparo un fiantino, mi sono messo un cappello cowboy. Sì. Ah, grande. Quei bravos sopra, de pet, ma grande. Sì, no, perché questa porta era così. Tutta in legno texano. Sì, texano. Texano. Sì. Però è grossa, tipo te spingi che sì. Ponte ha, ti spingi e quelli di Salù. Noi eravamo al mercato, ho detto prima che eravamo al Salù. Ok, sì. Sì. Non so, sarei i magnari di adesso. Ok, c'era la porta. Se finita la pandemia non ti si più, ma basta! Insomma, spingo sta porta che sito. Sì. Tutti là i clienti dentro sentai come ora. Sì. Ma guarda così tutti, no? Per gentilezza, sì. detto che faccio. Oh yeah! E riga risposto. Che cosa? No, vado via. Che cosa hanno risposto? Sì, se siamo sul saloon, mi guardavo e dico, oh yeah! E non rispondi, ascolti. Oh yeah! Capito? Ah, vero? Allora, siamo sul saloon. Sì. Verso la porta, oh yeah! Oh yeah! Ma non tutti che hanno risposto, magari qualcuno lo capiva, non lo ascolti. E allora ho ripetuto un'altra volta che faccio, oh yeah! Cosa hai detto, bello?
E sarà tedesco quello. Sì. Proviamo un'ultima volta che si capisce tutti, perché sennò dopo i robe non va avanti. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah, sta porta che fa casino! Santo Dio! Ciao Toni, aspetta che Grazie Gino. Ciao, cerchiamo Maria. Normale in questa serata. Ma cosa ci fa un bagnino a Falcade? Solo su appuntamento, no ore pasti. Non so se mi sono spiegato. Sì, penso di sì. Ecco. E do signore qua davanti e salvo anche durante le pasti. Dite che vi sta sull'acqua bassa. Allora. No, ok? Sai nuotare? Sì. E ora te puoi fare manco di me, cioè senza di me, insomma, ecco. Grazie caro, grazie, simpatico. Per me mangia poco, comunque. Allora, poche parole. Intanto si è comodi, ho sistemato bene gli sdraietti, stamattina alle 5 ho passato con ristretto, netà, tolto sue cicche, che a moi tu hai fumato, che te fa mai, o no? Dai ragazzi, zona di pattugliamento tra la torretta 17 e 18 di Jesolo Lido. Perché sono qua? Perché qua non vi voglio lavorare. Va bene, niente mai. Oltre a quello anche l'Hotel Excelsior alle mie spalle, davanti il mare, dietro l'Hotel Excelsior. Quanta gente è anche sopra. Ciao a tutti, ciao cari. Mi raccomando, seguire il regolamento. Insomma, Demetrio Panoggia, contadino da 12 generazioni, quindi avrei già immaginato cosa che pianta. Ecco, che ha vinto una vacanza al mare all'Hotel Excelsior. E che ha paura addirittura di lavarsi sul carin, ha paura di negarsi. E viene fuori dall'albergo, che si piscina con 80 cm da una parte e 3,5 metri da che altra. E l'ha visto i due tedeschi col topless e col tanga, non capivo niente. Nato dentro la banda di 3 metri. Aiuto, aiuto, e se nega, aiuto! 0 a 150 metri sulla spiaggia, gli ho detto tireve via, che arriva Itaeo, che non è il mio nome, sono partito come un treno, dopo 2 minuti ero ancora là che tirava su sabbia, ho detto deve guardare a potenza, a 60 metri dall'obiettivo il fenomeno precipitava sul fondo, ho detto qua deve cambiare tecnica, la tecnica della giungla, il salto del giaguaro, il volo dell'airone e la piscinaggio, perché è dentro la piscina, dell'ippopotamo. Sorriva dentro, non l'ho neanche toccato. Una polemica col direttore dell'albergo e te sia sempre il solito, te mi ha svodato me da vasca. Questa direttore, ma questa arsura che sei, al manco che ho dato da bere il giardino, no? Sì, ma mi ha toccato dai cercatore della Sky per tirare socchiato da sola a Palma. E stai attento direttore, il salvataggio lo sta fatto sì o no? Sì, per quello sì. Oh! Questo è quello che conta o no? E ora merito anche un applauso, penso, non so. Così tanto fa. Dai ragazzi! In piscina che ne capita, è il boccia, ma cosa sento io fare? Fatto a pipì dentro la piscina? Sì, ma io fa tutti. Sì, ma non da troppo in Mauco! E sciaffi te cava dai mani te cava. Dai po', in mezzo all'acqua che altro. Help! Help! Sigurita, I need somebody! Imparano a invece che parlare l'inglese. Lo ha salato. Beh, perdere tempo. Dai. E il Boccetta, cioè, capita la scorsa stagione, era sto Boccetta che giocava col baion sull'acqua, cioè l'acqua c'è sempre in livello, ma è il fondo che cambia. Poretto che avevo un po' e piedonne, aiuto, aiuto, il geo, si ganne. Dai, demone, dai. Lei che faceva il massaggetto lo ciappava un penino, 4 sburatai, l'ho messo qua sotto una pompadina, una sciaffa sul culo, pam, piangeva il Corea, non si sa se era più traumatizzata dal salvataggio o da che. Grazie. Aspetta che nella mia finiamo, mi arriva a soppare e mi guarda e mi fa, io lui che la bravo, calma, bravo, qua non è questione di bravo, non siamo bravi, qua è una vocazione, a parte i scherzi qua, insomma, è un sentimento, è una roba di amore che mettevo per salvare la gente, non è una roba così che se si inventa così, non che sei problemi, no problemi, e a Barettina, perché non ti ha tirato su?
una man sulla cioppa, una sul costume, l'ho portata sull'acqua e mare, profumo di mare, salve il boccia e coppe soppare. Guarda che guarda, vedo bracci, qua che se do stantufi, mi mettete a dire un trattore, aro a fondo. Perché mi quando che no è. Mi, Jesolo, Eraclea, Caule, 4 bracciate. Caule, Eraclea, Jesolo, non che sei problemi. Si ride, guarda che li sta passando, è stata una giornata che avevo un po' di tempo libero, 3 ore, già passo in Croazia. Cosa fai? Stai là a girarmi idee? A un certo punto mi taglia all'acqua il pesce spada del Baltico. Mi quando mi cessara a vena non capisce più niente. Mamma mia, non posso soffrire che mi taglia. Guarda che mino con mie pistole acquatiche, roba da James Bond, fucili elettronici, chissà che da sotto acqua. Un vasetto di maionese. E come dice il proverbio, il pesce spada con la maionese è a sua morte. Con la spada mi sono fatto un sigaretti, mi sono fatto. Dai ragazzi, il dottor che aveva un po' di polmonite mi fa, secondo me a lui che sta riavendo bei mesi di mare. Ma io sicuro, dottor? Se sa, mi fa, voglio mettere in dubbio se 40 anni che faccio il dottor e mi se 40 anni che faccio il bagnino, forse che c'è qualcosa che non torna o no? Dai ragazzi, e ne capita comunque. Se a Sioretta che mi è arrivata là, mi fa, mi scusi bagnino, ma no altri se sarie un po' di parenti dal Belgio, un po' da Francia, un po' da Svizzera, un po' da Germania, non nessuno dall'America. In quanti siamo in 26 se che avesse un ombreon che stiamo sotto tutti. Non è mai, no? Io dico, signora, se va in piazza Drago lo trova, è tornata tutta irrabbiata. Cosa che dicevo? Che era il Circo Togni in piazza Drago. E ora si contenta e a noi già 7-8 umbreoni fattuti, dai, boh, ragazzi, ero là un attimo che mi mangiavo una sta piena di mosconi l'anno scorso che non vi dico, guarda, zanzaroni, tavan, di tutto che c'era. Insomma, ero là che mi mangiavo il panino, mi arriva sto qua e mi fa, quanto costa un'ora di moscone? Lo guardava, mi non so dire, dite, ma mi cato dentro il panino, siete voi, guarda che non pochi. Pedalò se chiama, pedalò, che nome sono robe. Comunque, vedomi qua i fusti, quelli che sono a chitarra 1, 2, dopo ne che era 3, 4, i figli, e tante volte a sera, ormai arriva sera, e è là, tutti i gnocchi intorno, e un mare nero, mare nero, mare nero, e un mare nero, mare nero, e mi vai avanti in trio, e un mare nero, mare nero, mare. Sono andato a uno che sta attento bene, che ho parlato su una riccia, secondo te, sa tu perché il mare è nero? Mi no, è perché sei scuro, ora che te vai a casa, che ho da far su gli ombreoni anche gli sdrai, che mi è una certa ora, vai via come una macchina, Grazie, grazie. Ombreon, sdraio come una pressa, ombreon, sdraio, aiuto mi sono già dentro, te puoi svegliarti prima, ombreon, sdraio, aiuto non voglio più fare, domani mattina te sei comodo in spiaggia, cosa ho avuto di più? Ti passi la notte qua, sotto i steli, dai poi ragazzi, comunque oltre a quelli che sono a chitarra, qua ho visto dei figli che non scherza, guarda qua, Tino te mi scampa, cosa capivo che te sia un windsurfer. No, perché mi arriva anche quei fenomeni là, E mi arriva, mi ho 3 tavole a noleggio, 3 tavole qua a vela. Salve, mi arriva sto figo qua, una tartaruga da far paura. Lui ti ha voluto far vedere la mia. Io ho detto, guarda che questa qua l'ho portata dal WWF. E mi ha detto che l'ho slevata benissimo e che vai avanti così, che sono sta bravo. Trovai un'altra tartaruga di sto genere. Insomma, sto qua vorrei una tavola veloce, tavole finché lei qua fermi, lei fermi non si vede oggi. Satundar, sì, dammi quella più veloce che hai.
Vabbè, se te mi dici che ti sa ma ascolta qua, che ti parla così ma da dove cazzo sei? San Donato e Piave. Ah, però, interessante. Vabbè, io intanto te vediamo. Figo perché figo Niente, parte, monta su, posizione giusta, taccate, bomba, ale, via, prende il vento, via, verso l'orizzonte. Figo, cazzo. Proprio stile, bravo, figo, però cazzo, sempre dritto. Fa una virata, fa qualcosa, muovete, non so, gira, proprio imbalsama, via, spario, basta, qui visto. E me torna in via dalla strada, accompagnato da un autista di corriere, e mi fa, sei uno di tuoi. Beh, insomma, che domando se sa andare, sì, ma un'altra volta domandai anche se sa tornare, perché se no a virata gli fa a 30 km al cavallino mi tocca portarli qua a corriera. Grazie Francesco Santoretto! Grazie. Che bellezza! Che bellezza! Ma siete aumentati nel frattempo? Cosa è successo? Vi riproducete come i funghi, con le spore che se ne vanno e tutte queste cose qua. Bene, allora, c'è una cosa, 20 secondi per poter dire. C'è un trailer sono gli Avengers. Ecco, Capitan America, Tra l'altro non lo guardo neanche mai, cioè non mi è mai capitato, non è che sono un grande appassionato degli Avengers. Ma scusi, lei è? I'm Capitan America. Oh, abbiamo Capitan America. I'm the first Avenger. Come detto? Sono Capitan America austriaco. No. Buonasera, grazie di questo applauso spontaneo. Buonasera. Quindi io capisco che nel cinema si utilizza anche della finzione, io me l'aspettavo un po' differente. Innanzitutto, che voce ha? Sta qua, è l'accento di New York questa. L'accento? Di New York, sarà che va una maschera che mi schiccia il naso, aspetta un attimo. Di New York, sacra nostra maschera. Aspetta così, adesso poi lungo, aspetta un attimo. Non riesco a tirare il fiato. Questi costumi della Lidl a 3 euro, Non ti hai idea di che caldo. Se Dio fa i funghi, se Dio fa... Beh, c'è la polenta anche buona. Sì, raccolta ciudetti. Quindi questo è l'accento di New York. New York. New York, permesso, abito appena fuori a Manhattan. Dove? Posta e pago. Appena fuori, 7 ore di aereo ti si arriva. Cosa vuole che sia? Sono nervoso. Infatti vedo, come mai? Sono un po' nervoso perché è successa una roba. Che cosa è successo? Adesso Franceschetti, scusa. Franceschini. Cosa? Questa roba, dai, va. Ok. Fatto sta. Chiedo scusa, non è per fare il giochino, ma è macchiato, veramente. Cosa è successo? Non lo so. È una cosa sorda dentro che sta uscendo fuori, capisci? Solo che parte da qua dal capezzolo alto. Mi sono rifatto il seno. Ma fatti gli affari tuoi, ma non lo capisco, cioè. Sì, deve girare in bicicletta tutto il giorno, so io a tocchignarte, no? Ah, che fastidio, anche a te dove si è, sono un supereroe, Super non lo vai a fare un cazzo, perfetto, andiamo avanti. Cos'è successo? E ora ti dico, sì. Allora, cosa è successo? Abbiamo fatto, aspetta che ci abbiamo fatto, lo so, però ti sa come che c'è una certa età. Abbiamo fatto una riunione, noi degli Avancer. Avengers? Avancer perché siamo i supereroi avanzati. Ah, ok, gli Avancer. Nessuno. Che? Zero, non deve, nessuno. Perché? Ma se possibile, cioè, l'uomo invisibile non si è fatto vedere. Beh. Magari che era sentato e mi minacciato, era sentato, non si è fatto vedere. Poi Iron Man, l'uomo di ferro, sì. da fuori, cascato giù se ne piova, e da rusine.
Tutto duro così, non aveva neanche scritto. Si riusciva. Thor aveva dei lavori da fare a casa col Matteo, Sì. a Vedova Nera Sì. andava a un funerale e Occhio di Falco facendo retromarcia e cacciava un paeto. Che Occhio di Falco sì, che cosa era che del paeto? E che aveva la telecamera posteriore, no. Dovevamo discutere una cosa molto importante. E gli altri anche, di cosa dovevate parlare? Dovevamo discutere dell'esclusione di un supereroe dalla nostra squadra. Perché? Ma chi? Perché Spider-Man. Spider-Man. Cito di New York e ora dai avanti, Spider-Man. Perché non ti capisci col parla, che ne combina Peter Bertoldi in Francia, sei un disastro, quindi ho preso la decisione. Glielo diciamo qui questa sera con delicatezza. Siamo d'accordo? No, cioè Che è un fiapi basso di genere, siamo d'accordo? Quindi questa sera c'è l'espulsione di Spider-Man. Stasera, momento storico, c'è l'esclusione di Spider-Man dalla squadra. Sì, però. So che già parole, dalla squadra degli Avance. Degli Avengers, sì. Quindi adesso dovrei arrivare. Sta arrivando Spider-Man? Sì, aspettiamo. Ma perché sa che voi comunicate tramite. No, speriamo che arrivi. Io ho mandato una lettera. Era incoglionito. Spider-Man. Cosa ha fatto? No, è la mia gamba, Spider-Man, facciamo un applauso a Spider-Man per esempio. Ma io mi ricordo Spider-Man con tutte le ragnatele tra vabbè, c'è periodo di crisi anche per ora, dai avanti. Ma siete? Sì, Voleva. Possiamo dare un microfono? Il microfono. Prima che faccia un microfono qua. Spider-Man. Non lo vedo in forma proprio. No! Un po' devastato. Spider-Man. Questo vedo comunque un costume invece di altissima sartoria. Questo. Spider-Man. Sono qua, pronti? Ciao Falcade! Ciao Falcade! Cioè arriva che Ciao Falcade, ciao Falcade. Sono il tour. Che? Non si capisce, non importa, ti fa decidere. Sì. E se qui è uno dei problemi, lui parla così che non si capisce. Ho capito, però c'è No, capito però. Spider-Man, ascoltami un attimo, Spider-Man. Allora, dobbiamo dire una roba importante. Aspettiamo qui al coglione. Spider-Man, guarda, te lo dico mica che sono una persona gentile. No, io sono una persona gentile, e ora calma. E ora Spider-Man, che cosa fa? sta fermo, devo dire una roba importante. E sei un topo che si scarica con Franceschini, perché a 50 anni si scarica ormai da 20, poi ha detto, ascoltami, delicatezza. Spiegami, andiamo avanti, ascoltami. In maniera molto delicata, te si fuori dagli avancer, basta, via, vai, casa, dai, fatti casa, via, bravo, via, vai, bravo. Come non volevo avanti? Basta, io ho detto in maniera delicata. Ma che scusa, cosa hai fatto? Non si capisce. Non ho capito, cosa hai detto? Cosa hai fatto? No. Non ho capito cosa. Hai capito? Non ho capito. Presidente, questo è il problema. Non si capisce cosa te parli. Io non capisco. Non si capisce. Andiamo macchina, prova con la macchina. E ora cava la maschera e vedremo. No. Ma non vedo Ma non si compagni. Non si capisce. Non si capisce, mi dispiace, abbiamo deciso, tutta Falcade ha deciso che te si fuori dagli avanzi, ti spiace, dai, ti si fuori. Guarda che il tacca. Guarda che il tacca qua scappa adesso. Dai.
Dai, però non si fa così, a parte il fatto che veramente c'è la tristezza, ragazzi, sta cosa. Vabbè, ho capito. E se coglioni i ragni, che è poco da fare. I ragni, ti affezioni ai ragni, cara, ti tieni, vabbè, Spiderman ti do una mano lì. Diamo una mano Franceschina. Facciamo un piccolo addestramento. Allora, facciamo finta che c'è una situazione che poi capitare un supereroe. Non so, te stia al supermercato. Chi? Supermercato. Ma siete insieme io? Non ti sidi io fare la spesa al supermercato, ti sia al supermercato, dai, va. La cassiera adesso. Ma quindi, cioè, proprio... No, aspetta un attimo che non capisci, non ti sia cassiera al supermercato. Te si Spiderman che si non dai in giro per il supermercato. Ad un certo punto... Ma è scemo però. È un paretto. Dai, ora a un certo punto diventa lì un criminale. No, vieni qua. Lo so cosa volta, perché io mandiamo via, fastidioso, vieni qua. Scusa, che sei il criminale. Adesso tu guardi il criminale. Buongiorno. Buongiorno. Te dire, signor criminale, ha il diritto di rimanere in silenzio, tutto quello che dà potrà essere usato contro di te, vai. Signor criminale. E fin qua che sì, dai, bravo. Ha diritto di portare pazienza? Una pazienza, vedete il criminale a portare pazienza. E tutto quello che sarà usato per fare il tè? Sì, a tisana adesso. Guardalo in modo crudele, che sei un supereroe. Arrabbiato? Furibondo? Minaccioso? Allegro? Felice? Tutti compagni praticamente. Te fa Gabriel Galco quando che recita praticamente. Si è scappato! Quello che Dio! Sulle zone dei surgelati, salta il frigo! Perché? Sono con Gianni Maroni, andiamo. E se nella zona della passata di pomodoro prende tutti i vasetti di passata di pomodoro, li butta per terra che si salta dappertutto. Come ti muovi in mezzo alla salsa? Fastidioso che sei. Guarda dov'è adesso? È nella zona della pasta e del riso. Butta in alto i pacchi di riso. Spara il riso per confonderti. C'è riso dappertutto. Spiderman riso dappertutto. Evviva i polli! Evviva! Fastidio. Spiderman. Ancora. Guarda, vieni qua. Guarda. Il criminale ha afferrato una dolce tenera vecchina che si frappone tra voi due. Cosa fa? Si interpone. Cioè? A sei in mezzo. Sposta la dolce tenera vecchina delicatamente, dai, avanti. Signora? Sì. Signora, per favore. Sì. Signora, per favore. Sì. Vedi, dove devo mandarlo via adesso? Devi bloccare il criminale. Allora, mossa di bloccaggio, devi prendere, inarca la schiena, porta il braccio destro dietro la schiena, il braccio sinistro dietro il braccio destro, porta la gamba dietro la gamba sinistra, la gamba destra, dopodiché fai in modo di fare tutta una rotazione del corpo in maniera tale che il criminale... Guarda, allora, chiedo scusa. Cosa che sia? Vuoi ciappare? Chi te caccia pa? Il ladro, vuoi ciappare? Il ladro, non ti te caccia pa il ladro, ma il ladro te caccia pa ti. Sì? Poi il culo te caccia pa, dai. Allora, chiedo scusa, Spiderman, chiedo scusa, Capitan America, allora già ho sopportato abbastanza, mi capita un Capitan America che mi parla così, che Capitan America è, cioè dai, poi arriva questo qua che inciampa, non si capisce. Io buona. Cosa mi hai detto? Cosa mi hai detto? Io buona. No, hai detto che ti sei una brava persona. Hai detto brava persona. Sì, ok, va bene, grazie, però, cioè, al di là di tutto... Sì, ma ti aiuto? Cos'è che mi ha detto? Che ti pare un bronzo di Riace. Ti fa un bronzo abbronzato, bello, proprio un bronzo bello. Cioè, ma poi un supereroe non si capisce quando parla, tira le ragnatele, non riesce a tirare le ragnatele. Sì, a te tacca. Sì, adesso ho capito, mi ha detto sei un bravo ragazzo. No, ha detto proprio che ti sei una testa a cazzo. Dai che andiamo avanti, dai. Fastidioso che ti si. Gli Avengers. Sì, ok, Spider-Man. Allora, se hai il coraggio, Spider-Man, adesso per andare via, ripassi in mezzo al pubblico. Spider-Man. Qua si balla, si canta.
No, allora c'è un signore che è ubriaco qua, se qualcuno può venire a prendere. No, chi è l'ubriaco che ne sa? Lei. Io sono astemio. Astemio? Astemio dalla nascita. Sì. Non praticante, ma sì. Ok. Lei chi è, scusi? Berto. Berto si è perso. Io ho cominciato a bere per dimenticare, funziona. Sì? È 30 anni che sono embriaco, non mi ricordo più. Ok, allora però Berto, noi stavamo facendo lo spettacolo, sì. Lei adesso si è persa, stava tornando. Ho piacere di sento italiano? Sì. Te la domanda prima vece oggi. Ho piacere di dirti che l'altro giorno sta fermo un attimo. Ma sono fermo io, è lei Berto che si sta muovendo? Sono stato dal mio medico condotto. Sì. No, ho desmentito la virgola, sono stato dal mio medico, virgola, condotto da mia moglie perché no. Beh, anche grammaticalmente corretto, devo dire. Il dottore mi guarda e fa, lei beve? Dottore, se ha piacere... Ma no! No! Se la caro versa una bottiglietta, sto prima a farlo vedere che a spiegarglielo. Sì, no. No, non scherzi, mi fa il dottore. Dalle sue analisi, aveva un pacco di carte così. Sì. Si sono scontratte tracce. Tracce. Non una roba da aver paura, no. Però tracce evidenti di emoglobina nel Cabernet ci sono. Che se va avanti così si brucia anche il fegato. Sì. Dottor, anche lei che springai il fegato che non c'ha fuoco neanche se te vuole. Sì, non è bella questa cosa, Guardi che il vino le fa male, mi lo sempre perdonare il vino. Ah sì? Sempre, facciamo così, beva quello che vuole. Sì. Ma mi ci aggiunge 2,5 litri di acqua al giorno. Beh, insomma, non è male, effettivamente così almeno si idrata. Non è male. Cioè, mica il dottore 7 volte darmi morto. Dottore, mi ci vorranno minimo 50-60 spritz per ciucciarmi tutta quella quella, dottore. No. Sono stati fatti di quegli studi, sì. Che si studia all'Università di Oxford, Cencenighe, chi ha scoperto la legge che se immerge un corpo umano nell'acqua nega, ma no. Se te vas in mezzo al canta fin domani mattina. Sì, no, non è uno studio scientifico. Però il medico vede, lei non sa i danni che ha fatto l'acqua. Vabbè. Il vino. È l'acqua che ha fatto i danni, non il vino. Che danni fa l'acqua? Che danni fa l'acqua. Guarda cosa che è successo anche l'altro giorno a Bologna. Sì, ho capito, ma non... Cioè l'acqua fa male sia quando viene tanta che quando che non viene proprio. L'acqua è deleteria. Guarda, lei non... E vorrei partire dal diluvio universale, dottore. No, non vale. 40 giorni, credimi, che è venuto e Catarate manda al signor la scravazzata di Cabernet, un intervallo ogni 5. Una regolazione. Invece no. Acqua. Tempeste. Alluvioni, inondazioni, esondazioni, straripamenti, allagamenti, annegamenti, mareggiate, onde anomale, e tsunami, trombe d'acqua, e Titanica, Concordia, rubinetto che perde, poeta del consorzio. Sì, ho capito. E dopo il vino che fa male! Ma no, ma... Sveglia! Sì, ma... Il dottore che aveva perso tutte le sue certezze, che, dottore, la venghi che la porto a straviarsi un attimino, ha fatto una dei che vai. No, ha portato il dottor Rubini. Siamo andati all'osteria della Beppina Al-Qaeda. Facciamo Al-Qaeda perché a mezzanotte fa scattare la legge della Sharia. Ah, attenzione!
Ovvero? Te guarda con perde oggi, fa saria che te beve l'ultima ora, saria che te andasse a casa, per piacere. Prima che scatti la legge della saria, dottore... Attenzione Merto, attenzione. Dottore, vieni che era Dio visitare un pal di luce. Era Dio visitare un pal di luce, è passato dall'etica professionale alla professione etilica, non sai neanche. Che alla grande proprio. Sono andato a casa da solo. Sì. E già fai fatica a cattare a casa mia quando che sono San, pensate che sono imbriaco. Mia moglie 30 anni fa ha comprato casa che era disdotto casa a schiera. Mamma mia. Una in mezzo casa mia è quella che io dite al pittore che è quello che te vuoi, ma ciappa a me facciata te me fa una bella croce indicativa. Vabbè, ma ricordarsela qui. Per fortuna che quella sera sono rimasto lì, sono arrivato, era una signora che sarava ai balconi. Sì. Ho chiesto un'informazione, che ne approfitto. Signora, per piacere, mi dica, posso domandare un'informazione? Prego, è a casa suo marito? Sì. Signora, non è ancora rientrato. Bene, mi fa piacere, prova a venire bassa a vedere se sono lì per piacere. Ma nel metodo proprio così semplice. Bravo. Dopo qualche minuto ho sentito che si è aperto il portoncino, era mia moglie. Ah, beh, dai, bene. Sono entrato in casa. Sì. Credo che mi abbia impinzato la luce. No. No, io entro in casa sempre al buio che palpi dappertutto. Allora, ma è un metodo per riuscire a muoversi comunque. No, ho impinzato la luce. Vabbè, snoccate a luce, sono andato in camera da mia moglie, ho fatto Sky. Sì. Ho trovato mia moglie al buio, come iniziò fin qua, e la basura da mezza candela impinzata. Maria, la parea a morte con la luce perpetua. Non sapevo se salutarla a dire che non è che in eterna. Flora, non mi sento niente di bene. Te credi mi te avrebbe visto il piave e anche là dice messi insieme. Eccomi. Va giù da basso a farti una limonata. Una limonata, giusto. Una limonata, giusto. Sì, ma no, che la luce panda al sugo, tu cagate panda al sugo. Ecco per cosa che limon fischiava. Quando mia moglie si è resa conto che gli aveva struccato l'unico cosa che funzionava in famiglia, si è messa a urlare uomini presenti in questo palafalcare di sesso maschile. Si è ricordato anche il nome, Berto, bravo. Quando la vostra compagna, moglie, amica, fidanzata, amante, vi osa drio, vi urla dietro. Sì, vi urla dietro, dietro. Non stelare neanche mezzo secondo che si mordi. La mia donna tecnica che bisogna che la donna te blocchi subito, se no te blocca più. Flora! Chi è lo che comanda qua? Mio Dio, bravo, così, incisivo. E mi fa, perché? Sì. Avevi caro saperlo, te la fa palufa qua femmina. Bravo, così. Sempre, così democratico la vita. Un passo indietro. Così. E allora pensa che a sera prima sono arrivato a casa, mi fa mai detto alle 3 del mattino ti vieni a casa. Flora Leonbotto, le 3, le luna, le 3 Leonbotto non viene il campanile. Tom, tom, tom. Ah, tu capivo quello che lei, ho capito che Leonbotto non vuole che il mio batte 3 ore oggi. Insomma, sono andato giù da basso. Sì. Ho cattato me compari che mi aspetta sempre per portarli in casa. Sì. Sicurissimi e giugiamentine. Io guardai sul muso e ho detto, io vi porto a casa. Ma se mi ferma i vigili, è così. A sé che parli mi che va di si bevesti. Bravo. Così, questa è anche... Siamo partiti dopo 200 metri, pattuglia dei vigili qua per però che sfiga, proprio così su. Butteve dopo
Dadrino, fammi una carità, fai finta di essere morti alcolizzati, ma morti. Il vigile mi ha riconosciuto. Ah, perché era... Sì, mi non so chi che era. Roberto, se tu ti va a casa fai finta di non averti visto. Bravo, gentile. Una girata, e dopo 90 metri non era un'altra pattuglia che mi aspettava qua per fuori. Cos'era? Un posto di blocco? Perché il primo ti ha andare no, perché anche il secondo mi aveva riconosciuto. Ah, perché è conosciuto nella zona? Sì, mi ha detto, Berto, va a casa, fai finta di non averti visto. E il secondo che mi ha sandato da signor, guarda, ti mando una candela domani mattina. 2 volte in una serata è già... Una girata che... 90 metri, un'altra pattuglia di un'altra, terza pattuglia, ho tirato il finestrino, tosati, se avete caro di fermarmi, mi fermi il primo colpo che non si capiamo in giro, aperto! Se non ti va fuori la rotonda ti mi cade anche dopo! Berto, però l'importante è riprendersi, vero? E mi sono ripreso, Il nostro Berto! Ha bisogno di un passaggio? Allora, no, da questa parte, di qua un attimo, di qua, da questa parte, bene così, perfetto. Allora, visto che comunque in questa serata, sapete benissimo, già l'abbiamo detto, lo sapete anche per il motivo per il quale siete venuti qua, si parla di donazione di sangue e questa sera ho voluto portare qui con me anche un amico che ci parlerà della donazione del sangue e di tutti gli aspetti attorno, perché lui sì, io lo posso dire, queste persone, io vi considero degli eroi, delle persone coraggiose, e qui con noi questa sera Davide Stefanato. Vieni Davide, dai, eroe, ci piace, cioè talvolta il termine eroe viene utilizzato a sproposito, utilizziamo per le persone... Sì, è un po' a sproposito, è stato utilizzato anche adesso, secondo me. No, perché io sono simpatizzante dell'Avi, le persone dell'Avi sono degli amici qui a Belluno, a BWS, li conosco molto bene, ma c'è un problema. Che non sono donatore. No, perché no... Vabbè, non è che te ne devi fare una colpa, No, è che non ho avuto tempo non ho avuto tempo, non potevo, avevo da fare. Sì, ok, perfetto, adesso qua sembra quasi di voler andare a trovare... No, è che proprio non avevo tempo. No, vabbè, però volendo anche domani... Domenica, domani no. Vabbè, magari ti metti d'accordo, ci vai martedì. No, perché martedì devo fare i bigodini al gatto. Cos'è, i bigodini al gatto? Allora ti metti d'accordo a venerdì? No, è che devo gonfiare i materassini per le vacanze. Vabbè, queste qua... No, è che ho i ladri in casa. Sì. E mi secca lasciarli da soli. Sì, vabbè, allora... Almeno gli dico dov'è la roba, perché è educazione che... No, ascolta Paolo. No, perché queste cose qua mi sembrano scuse. Ho paura degli aghi. Gli aghi adesso sono delle cose di infelice. Aghi sono, cioè non è che... capito, ma non te ne accorgi neanche. No, ho il terrore degli aghi. No, ma si chiama belenofobia. Ma che cosa? Il 12% della popolazione mondiale soffre dalla paura degli aghi. Qualcuno qua ha paura degli aghi? Due. Fate un applauso per noi che viviamo questo dramma della paura degli aghi. Allora, però c'hai ragione, quindi io mi sono creato un sorto di vademecum motivazionale del motivo per il quale dovrei diventare donatore. Ah, che quindi potrebbe essere condiviso con tutti? Possiamo condividerlo assieme? Ah, assolutamente. Okay, ti ringrazio. Il vademecum di Davide, vai. Non è facile vincere le paure, quindi per poterlo fare ho pensato appunto a questo piccolo vademecum. Dovrei diventare donatore perché non esserlo per paura degli aghi è come non fare l'amore con Belen per paura di sudare. Soffro i cervicali io, ragazzi, cioè tutti i fenomeni qua. Mia mamma ha battuto le mani, potete seguirla. Dovrei diventare donatore perché tanto siamo abituati. C'è già il governo che mi ciuccia il sangue. Il parroco del mio paese, Don Dino Dondi, della parrocchia di San Gelsomino Martire, era balzato nel fosso, mi dice sempre: ricordati Davide che non pagare le tasse è peccato. Sì padre, però riuscire a pagarle è un miracolo. Mi sono piegato a 90 talmente tante volte per firmare assegni dopo il 7,40 che mi è venuta fuori l'ernia del fisco. Vabbè, è una bueada questa,
Dovrei diventare donatore, perché mio papà lo è, mia mamma lo è, mia nonna lo era, mio nonno lo era, mio fratello lo è. Voglio essere proprio l'unico muna della famiglia. Dovrei diventare donatore perché così sarei sempre sincero, perché buon sangue. Bravi, dovrei diventare donatore perché finalmente al termine della donazione potrei mangiare un bel panino con la mortadella preparato dai volontari e non quelle robe vegane che mi obbliga mia amorosa. Sì, go amorosa vegana. Quanti sei vegani qua su e mano? Facciamo finta che non siamo di dire niente, va bene? Non dico niente, ci mancherebbe, sono andato in un ristorante vegano con lei perché mi porta. Non ho mangiato male, Mi hanno portato una bistecchina, ma di seitan. Mi pensavo fosse quello dei cartoni animati. Seitan 3. Mi hanno portato un hamburger, ma di quinoa. Di quinoa, date la noa, è ora che si mangia. Mi hanno portato dei würstel ma di ceci, mi hanno portato una porchetta ma di soia. Secondo me mangiare così è come comprarsi una Ferrari ma di cartone. Dovrei diventare donatore, signori, perché finalmente farei un regalo apprezzato. Io ve lo dico sinceramente, sono negato a fare i regali. Ho fatto da poco un regalo a mia suocera e lei non ha gradito. Un regalo. Le ho regalato, signori, ditemi voi, un viaggio all inclusive, 15 giorni, tutto compreso, in Ucraina. Non la mia posso andare. Dovrei diventare donatore, perché l'Italia è un paese che sta in piedi solo grazie ai volontari. Dovrei diventare donatore perché il sangue non si può creare in laboratorio, c'è bisogno di noi. Dovrei diventare donatore perché ci sono poche cose giuste e donare è giusto, senza se e senza ma. Dovrei diventare donatore e non lo sto dicendo a voi, non mi permetterei mai, lo sto dicendo a me stesso. Solo con molte persone di fronte. Dovrei diventare donatore perché forse proprio in questo momento c'è qualcuno che ha bisogno di una sacca di sangue, la mia, oppure la tua, 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 le nostre. Signori, dovrei diventare donatore e basta. Grazie a chi lo è già e chi lo diventerà. Grazie. Davide Stefanato, dovrei diventare donatore e basta. Mi raccomando, signori, state con l'Alice. Donare è una risorsa, il più grande regalo che potete fare. Ciao a tutti. Davide Stefanato, grazie. Grazie Davide. Che bello, mi sono sempre piaciuti i personaggi che fanno i coglionastri, ma poi riescono ad essere anche serissimi. Davide è proprio uno di questi. Dopo poi alla fine quando ci presentiamo anche diamo due piccoli accenni su altre cose. Allora, lui ha aperto la serata e visto che stiamo andando verso la conclusione, direi che come in una sceneggiatura circolare alla Tarantino, senti che chicca proprio cinematografica che ho tirato fuori, la sapevo solo io questa? Sì, ritorna qui con noi Caffa! Dov'è Caffa? Dov'è? Abbiamo un altro pezzo da fare, è vero? Raga, mi dispiace. Oh, raga, mi spiace. Porca miseria, sì. È stato bellissimo qui quando hai aperto la serata stasera che hai detto perché sono arrivato da Milano e vedo che non è proprio stata colta. Sono passato di qua, quando hai detto sono arrivato da Milano, tutti così. Ho pensato anch'io, È stato molto bello. Ci fai un altro pezzo tuo?
Questo? È l'ultimo pezzo che metto sempre alle scalette perché si chiama Mannaggia. Mannaggia! Sale vorrebbe continuare a suonare ad oltranza, però arriva il momento dell'ultimo pezzo. È il momento del mannaggia con tanto di video, eh? Con tanto di... Vero. Allora sai cosa faccio? Indosso le ali come le farfalle e mi levo dal A palco. Roma si fa così. Caffa, mannaggia! Olè. Grazie Lisa Pampolzano. Che figo. Ah. Vieni ragazzo. Allora vediamo anche il fatto, a parte che 19 anni scriversi le canzoni, farle, bisogna veramente essere bravi. Adesso siamo venuti in macchina insieme, non da Roma, l'ho preso a Mestre. Ci mancherebbe. Ha detto ormai io non diventerò mai famoso, mi hai detto in macchina, no? No, te l'ho detto. No, ma io te l'ho detto, vabbè, insomma più o meno cos'era, no? Era più... Io ti ho detto, ma quando diventerai famoso, se lo diventerai, non mi cagherai più, perché è così. Ma io ho detto no, sì, ma al di là del famoso o non famoso, poi conta poco, bisogna Conta vivere molto poco. Per me conta molto poco. Riuscire a vivere delle proprie passioni e tu le trasmetti in maniera esemplare e bellissima per la tua età che hai. Grazie. Bravo ragazzi. Ragazzi. Siamo molto contenti di averlo scoperto, venendo in giro con noi perché poi trasmette quella giovanezza che... Giovanezza, si dice giovanezza? Gioventù. Vabbè, sono venuto io perché noi abbiamo fatto tante risate, tanti applausi a tutti, tranne a uno che è Paolo Franceschini! Vieni qua. No, la pallina, vuoi fare la pallina? Aspetta, devo prenderti l'asta prima, eh. Non è qua perché è l'asta. Aspetta che arrivo, eh. Posso farne una anch'io? Cosa devi fare, scusa? Allora, poi... Che hai? Ma che schifo! Allora, poi... Ma sai che mi fa schifo sta cosa? Poi... Dai, basta Paolo, mi viene schifo. Guarda, me ne sono rimaste due, ma... Vabbè, che facciamo? Perché credo che loro siano stanchi, ma volete il pis se no noi andiamo? Volete il pis? Volete il pis? Dai, tu no, ancora perché- pissare. Allora, Dai, mi potresti passare il cavo per far vedere... Aspetta, Ragazzi, no, aspetta. Allora, forse l'ho già detto prima, io sono un po' patito di bicicletta. Allora, ormai due mesi fa avevo un evento da fare a Bolzano, ho detto vabbè, almeno da Ferrara a Bolzano ci vado in bici. Lui abita a Legnago, che è più famoso, ma lo chiamo e dico, Cibotto, ma perché non ti fai un pezzo di bici con me? Ragazzi, in piazza Legnago mi si presenta Cibotto direttamente dalla Coppa Cobram, tutto vestito bene. dai, è stato bello. Era bene. Oh, ragazzi, gli ho fatto fare 70 km. Eh sì, 70 km abbiamo fatto insieme. Non sembra, ma... Allora, Quindi, cosa vuoi fare? no, facciamo una canzone insieme. Va bene, dai, facciamo una canzone insieme, siete d'accordo? Dai. Aspetta, Che vuoi c'è? andare per adesso? No, sì. Allora, finiamo. Scusate, finiamo la serata e poi dopo andiamo al bar. Ma che ok? stai facendo? No, ci siamo accordati. Allora, la cosa di quando si ha una chitarra in mano... Questo è Franceschini. Che bravo! Ma sono numeri che non avevo mai visto. La cosa di quando si ha una chitarra in mano è bella da poter fare delle canzoni da... Vabbè, facciamo insieme? Ma tipo, Beh, fai la chitarra... possiamo, scusa, diamo un po' di luci così vi vediamo anche in faccia. Fai la chitarrata, fai la Tiele. chitarrata, allora c'è una canzone che misura la temperatura del pubblico in base a quando fai la chitarrata. Qual è? Cioè tipo...
luce, gli occhi azzurri e poi... E senti, tutti rispondono. E perché all'inizio tutti fanno un pochino... Certo, no. E l'innocenza sulle gote tue... E senti cosa dicono, E la cantina buia dove noi... Adesso tutti respiravamo. Respiravamo piano. Giusto? E le tue corse, l'eco dei tuoi no, mi stai facendo paura. Poi basta arrivare direttamente al ritornello che dice oh, tu eri... Ma è dedicata a Balotelli. Oh Mario è nero, tu eri chiara e trasparente. Tutti con le mani, chi non batte le mani sul video come Cimotto. Guarda, anche quelli che non pausa sono partite. Facilissima, vedi com'era facile? Ragazzo triste come me. Beh, con la A sono molto bravi, questi riescono a farla. No, questa dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che queste sono facili, tu sei sempre mia, anche quando la dai via tu sei. Hai sbagliato in testa. Che confusione! Sono troppo facili secondo me queste secondo me hanno uno stile. Però potresti, cioè tipo sai, perché quelle sono proprio nella mentalità, ormai. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. Vedi, già qua iniziano a calare, sono diventati, cioè si capisce un po' da che tendenza. Allora, ho capito la tendenza che devi tenere una tendenza tipo questa. Schiaccio le palle ai cavalli. Ma che schiaccio le palle? Hai provato a sciogliere le trecce a un cavallo? No. Sai che cosa fa? Cosa fa? Prova a schiacciargli le palle. Guarda, allora, se la fai nella versione originale, a parte il fatto che ogni volta che faccio questa canzone mi sento i capelli morbidissimi. Davvero? Perché? Perché di Umberto Balsamo. No, questa vado via. Dai. Perché i giovani lo sanno, Umberto Balsamo ha scritto queste canzoni. Nato a Cinisello, tra l'altro. Però se la fai originale, vedi che non c'è proprio neanche la voglia. Tipo, sciolgo le trecce ai cavalli. Vedi, non sa neanche dire che corrono, ballano, non lo sanno. Invece se la fai schiaccio le palle ai cavalli e le tue gambe eleganti. Balla per me, balla, tutta la notte sei bella, non ti fermare ma balla, fino a che non finiranno le stelle. Qua dopo la canzone poi finisce perché poi non la sanno, perché fanno finta. No, perché ci sono le canzoni che tutti pensano di sapere perfettamente, cioè tipo, se adesso dovessi fare... Ha un'intro lunga. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'. Ho visto sì gente che metteva allora, la sanno i tre che hanno il cantatù a casa e poi per il resto c'è questa canzone qua, poteva risparmiarsi un mucchio di parole proprio. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'. Luna, stasera c'è luna piena anche forse. Sì. No, però allora mi pare di aver capito che c'è della gran preparazione su una tipologia di canzoni. Quali? Cioè tipo anche se io adesso, questa qua è la vera cartina tornasole, se la fanno bene questa gli facciamo l'upgrade finale. Okay. Se la fanno bene, cioè, però è da vedere se la fanno bene. Tu sei la mia vita. Senti anche
come sono carichi, proprio aspettavo solo questa. Tu sei la mia strada. Al termine delle serate, potete andare lì insieme con lui stasera. al termine della serata i pullman del CTG ci aspettano nel piazzale, ci porteranno in pellegrinaggio alla casa di Giovanni Paolo I. Esatto, la canale d'angolo. No, che questa canzone qua che si intitola Simbolo. Ah sì, qua c'è, vedi che sono della chieseria. Qua c'è gente che come me nel curriculum ha scritto anche Chierichetto, è vero? Hai scritto Chierichetto? Ragazzi, ma scherzi? Non lo sapevo, Ma scherzi? Ha fatto che Davide ha fatto il Chierichetto? Ma scherzi? Sì. C'è il papà Stasera ho portato i miei genitori anche. Possiamo fare un applauso ai genitori? Alzatevi, fatemi vedere, su, i genitori di Paolo, ecco, alzate Davide. Vai, su. Tra l'altro biologici, Ne hanno fatto due con un cervello solo. Tra l'altro biologici e soprattutto cercato. Sì, ma manco per sbaglio, sai che c'era la sera sul bianco. Pensa che ogni volta che io vedo tua mamma, anche oggi, ragazzi, ma ha visto Paolo? Fa sempre davanti a qua. Rassegnazione. Comunque nel mio chiericchettato, cioè ho fatto 5 anni di chierichettume, tra l'altro con un'invidia nei confronti dei miei cugini e di alcuni miei amici che erano in altre parrocchie e il prete gli dava la mancia. A noi, quando ci è andata bene a Pasqua o a Natale, una caramella, giuro, che io quando vedevo Agostino, che era il tipo che andava a prendere le offerte e la gente gli dava i soldi, dicevo ma guarda ci stanno dando tutti i soldi a noi una caramella a Pasqua. Questa invidia da piccolo, Scusa, ma io me ne sono accorta adesso, ma posso fare come Blanco? No, Blanco, non è che fai tanti danni qua, Vabbè, dove eravamo rimasti? Che questa canzone qua, Symbolum 77, cantata dai Gen Rosso, infatti loro sono sempre fermi al semaforo, non si spostano mai, c'è proprio una roba. Questa canzone qua fatta in inglese con un po' di tiro sarebbe un pezzo di Metallica. Dai. Sì, cioè tipo... You are my life, other things I don't dread. You... E vedo il prete che esce e fa The Body of Christ, tutti, Vabbè, comunque penso che siano abbastanza bravi, per ora al momento l'hanno dimostrato. Io direi di provare. Sì, direi che possiamo provare, perché tanto vedo che le canzoni le sanno fare... Ma te che quelli sopra là? Ma certo, assolutamente, riescono a fare botta e risposta tranquillamente. Sì, guarda, allora, con una platea di questo tipo si potrebbe provare a fare tante cose. Cioè, tipo, anche ti faccio vedere come sono bravi una cosa improvvisata così al volo. Se io dovessi fare... Heidi! Va là, che sono tutte persone... Perché solitamente quando fai Heidi molti ti rispondono anche oh, yeah. Cioè quindi posto Heidi. Esatto, cioè tipo se adesso la fai questa molto veloce improvvisata, allora la risposta al coro la fate solo questa parte della platea sotto, ok? Solo voi? Sì, solo voi, ok? Heidi, adesso è ti sorridono i monti, voi fate i monti, anzi no i monti loro perché sono alti, ti sorridono i monti, voi lassù ok, facile. Heidi, ti sorridono i monti. Ragazzi, vabbè che adesso ormai di neve non ce n'è più, ma ne è caduta stanotte anche. Vabbè, adesso le caprette ti fanno ciao. Ciao. Voi fate ciao. Solo voi. Solo voi fate ciao. Heidi, le caprette ti fanno. Allora, questa prova ha fatto cagare, però vedi, però guarda, visto che questa parte qua è stata la prima coinvolta e sono quelli che, guarda, non spiego niente. Sai che tu sei veramente un cretino? Adesso, alla parola fantastico, tu cosa faresti? Qual è la tua reazione a fantastico? Quelli sopra? Fatelo per lui. Qui c'è un mondo fantastico. Allora i monti avete fatto cagare, ma il mondo Heidi. E adesso?
Candida come te. E quindi... E voi partite con io lo la Heidi, candida come te. C'è il sindaco di questo paese questa sera in sala? Io si è ritirato, secondo me. C'è? Non c'è? Vabbè, allora però sono bravi a fare i botta e risposta. Quanta fretta, ma dove corri? Beh, però è facile anche questa. Anche quella dei Pooh. Non restare chiuso qui. Poi questa canzone qua secondo me finisce lì. Ma sì, ma poi non ha più senso. Mi dispiace. Allora, mi dispiace, qualcuno deve andare, ok, vattene. Potremmo farne migliaia. Sì, se ne potrebbero fare tanti, cioè tipo anche c'è una canzone bellissima fatta da Imodà e Arabe De Palo che mi piace tantissimo. Vai. Ciao, semplicemente ciao. Questa è una gag simpaticissima, Però secondo me hanno dimostrato che riescono a fare un mondo fantastico. Ci sono ancora, però con la capacità di riuscire a fare cose, cioè del tipo, se adesso provassi a fare questa canzone, loro sanno come si risponde, se dovessi dire si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vedi, quando c'è da venire sono tutti contenti e no tu no che come mai? Allora, facciamo una cosa, adesso ci dividiamo i compiti tranquillamente, tanto mi sembra il pubblico abbastanza eterogeneo, dai, più o meno. Allora, facciamo che gli uomini dicono vengo anch'io e le donne no tu no. Ok. Quindi gli uomini vengo anch'io, no tu no le donne. Non è difficile, non c'è nessuno sforzo da fare. Io dico solo una cosa prima di partire. Gli uomini aiutare, perché di solito gli uomini in giro sono un po' più prostatici? No, un po' più cazzuti, dai, vai. Posso dirti una brutta cosa? No. No, voglio sentire da te. No, è che devo andare dall'urologo a breve. Tu? Sì. Guarda Paolo, guarda che vado giù dal palco. Lo so, hai proprio un dito nel culo, cioè. Allora, attenzione. Gli uomini vengo anch'io, le donne no tu no. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Uomini un po' più forti. Vedi. No, adesso le donne vedi sono più rinvigorite perché adesso abbiamo la presidente donna, allora le donne adesso noi si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vedi però poi punti nel vivo. Allora, adesso è molto semplice, io dirò are you ready? E voi yeah, are you ready? Yeah, poi dirò e one, e two, voi salute io, grazie. And 3 and 4, partiamo, tutti teniamo il tempo con le mani, gli uomini dicono vengo anch'io e le donne no tu no. Abbiamo capito? Mi sembra semplice, no? Ok. Are you ready? Are you ready? Non abbiamo capito doppia, parlano inglese qua, già li ho visti, Fantastico! No, allora voi non fate i protagonisti che fantastico è solo loro, ok? E one, e two! Grazie mille, scusate questa pandemia. And 3 and 4, tutti con le mani! Mi raccomando, vengo anch'io gli uomini con le donne. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Che bravi, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Ma perché? No, vabbè, no,
Ti va? Certo. Ti va? Proviamo? Cos'è? Proviamo? Tu dimmi sì. Sì. Tu dimmi di sì. Sì. Vi va? Sì. L'hanno detto loro, io gliel'ho chiesto e loro hanno risposto. Cioè è come quando firmi, hai presente quando firmi e dici do il consenso, nego il consenso. Sì, esatto. Accetti o accetto solo i cookies necessari? Qua mi sembra che stiamo accettando l'upgrade di vengo anch'io, non tu no. Adesso al vengo anch'io non solo gli uomini dicono vengo anch'io, ma addirittura si alzano. Cioè fanno, vengo anch'io, si siedono. E la donna risponde alzandosi a sua volta. No, tu no. E poi si siede. Un esercizio che fa benissimo per gambe, addominali, glutei e emorroidi. Anche voi da sopra. Sì, ma sopra verrà ancora meglio, cioè scatta la ola e tutto. Non è difficile, cioè, è la stessa cosa con l'alzata, ok? Preparatevi. Vi preparate, appoggiate i giubbini, date le gomitate a quello accanto, controllate se... Guardate che vi filmiamo poi... Vai. Ma sai che mi sono sempre chiesto, ma Angus Young, come ha fatto a fare una carriera a 40 anni a suonare così? Stava là un sinistro così. Ok, allora, vai. Venga anch'io, si alzano gli uomini, non tu si alzano le donne. Are you ready? Are you ready, ready? Are you ready, ready, ready? Che roba? When I say oh, you say yeah, oh! Parlano anche inglese. E one, e two! Grazie, gentilissimi. E 3 e 4, tutti con le mani! Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Aspetta Paolo, perché io ho sentito una... Allora c'è qualcuno che va come Dazon, cioè del tipo... Un po' più agiletti, sì, anche là. Ho visto degli uomini che si sono alzati dopo il no to no. Allora, se c'è qualcuno che ha un po' di indecisione, che è gender fluid, cioè decida che cosa preferisce fare. Cioè si può alzare per il vengo anch'io no to no. Non c'è problema. Ok? Vai. Ok, allora... Cosa c'è? No, ho visto che c'era Tiziano, c'è Tiziano. Tiziano, guardate, Tiziano non lo fa di professione proprio, ma è sempre molto bravo a fare le foto, anche perché quando fa le foto dice io questa sera ho un obiettivo. Scusa, ma Tiziano, ma la macchina è una Canon. Tu sei su con lui? È una Canon, guarda lì. Aspetta. Un uomo pieno di se stesso. Ciao, sono Ego. Ego. Dai, finiamo, dai. E giù! Grazie, vedi, cambiando l'ordine degli addendi, uomini vengo anch'io, no, le donne. Speriamo bene, dai. Ma basta, ma c'è qualche locale aperto per bersi delle birre? Sì, infatti io ho già chiesto, ci stanno aspettando. Allora dimmelo che finiamo in fretta! Ok, tutti con le mani! Si potrebbe andare tutti quanti a uno zoo comunale. Ma che sono bravi veri, Per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto e scappate le robe. E vedere di nascosto le perché. Bravissimi, guardate che da qua è stato veramente bello, devi giocare con noi. Allora io prima di mandare la sigla, Paolo, voglio ricordare che se volete... Le magliette di riso proprio se volete andare a casa con il ricordo della serata, ci sono le magliette lì dove c'è la Federica, alzati, Federica così ti vediamo. Alzati Federica. Che cretini. Però chiedermi come sono le magliette? Come sono le magliette? Fantastiche! Quindi se belli drogati proprio. Ci date, insomma, ricordatevi, portate a casa un ricordo di questa serata, oltre al fatto di aver riso tanto.
Ma andiamo con la sigla così presentiamo i nostri artisti. Vi invito a non andare via, aspetta assolutamente, perché la sigla di finale, non questa ma la prossima, Giulio Wilson insieme agli Intillimani ha scritto questa bellissima canzone che si chiama Sostenibile. Gran pezzo. Fatemelo dire, non perché la sigla, ma perché ci ha dato il permesso, quindi ce l'ha donata gentilmente per essere la sigla finale del Tour di Riso Famosa. Vi invito a vederla. Gli Intillimani, tra l'altro, gruppo storico, sono cileni e anche qualche peruviano. Vi invito e infatti non hanno la barba perché girano con l'ama. Cerco di fare delle cose, io tento di andare sul sociale, ma non si può. Vabbè, guardatevi il video perché è molto bello e poi la sigla finale. Ma vediamo, così presentiamo i nostri artisti. Vai Andrea, adesso. Sì. Signori, grazie di essere, presentiamo i nostri artisti. Ah, hai preparato la sigla? Hai preparato la sigla con la presentazione? Non lo sapevo! Ma dai, c'è anche la colomba della pace, Pinocchio che guida. Got to pick up and move. Yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. I got them tools to move. Don't worry about it. Signori Caffa! Davide Stefanato! Francesco Sartoretto! Marco Cadavini! Paolo Franceschini! Enrico Civotto! Tutto il reparto tecnico alle nostre spalle! Grazie ragazzi! Andrea, Marco, Fede! Grazie a tutti! Ma soprattutto grazie a loro, alla PVS, Canale Dago, a Cortina, Valcade, Cencenighe, grazie a voi, grazie a tutti voi che siete stati con noi. Grazie mille. È stato molto bello, è stato molto bellissimo, grazie a tutti. Viva Riso Famosangue! Ciao a tutti, grazie Falcade, vai con